Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti ad un altro appuntamento con Sveglia Trieste. Gli ospiti che saranno accanto a me, Luca Bressan del Partito Democratico, quarta circoscrizione dalle 8 alle 9 e Giorgio Cecco di Civica Idea Giuliana, quinta circoscrizione dalle 9 alle 10. 040 977 8910 è il numero di telefono a cui potete chiamare, svegliatrieste@tele4.it è l'indirizzo di posta elettronica per inviare le vostre mail. Come sempre durante la puntata leggeremo il Piccolo e il Corriere della Sera e rivedremo alcuni servizi andati in onda nel corso dei nostri spazi informativi di ieri. Cominciamo come sempre, intanto vi chiedo scusa anche oggi se le condizioni della mia voce non sono certamente ottimali. Cominciamo come sempre, dicevo, dalla lettura della pagina meteo, partendo dalla situazione generale. Nei prossimi giorni sull'Europa centro-occidentale sarà presente una depressione che determinerà il passaggio sul Friuli Venezia Giulia di un primo fronte a cavallo tra oggi e domani e di un altro più deciso nella giornata di domenica. Pertanto oggi si prevede cielo da nuvoloso a coperto. Dal tardo pomeriggio saranno possibili precipitazioni deboli con quota neve a partire da 500 metri. Sulla zona montana ci sarà la possibilità di ghiaccio al suolo o gelicidio, anche nei fondovalle più bassi a causa del terreno gelato. Per domani, partendo già da questa notte al mattino, cielo coperto con piogge moderate su pianura e costa. Sulla zona montana precipitazioni deboli sulle Alpi e moderate sulle Prealpi, anche abbondanti sulle Prealpi Giulie. Quota neve a partire da 600 metri con la possibilità di formazione di ghiaccio al suolo. Dal pomeriggio tempo migliore con temporanee schiarite. Per quanto riguarda l'evoluzione per domenica, cielo coperto con precipitazioni da moderate ad abbondanti, nevose sopra i 700-900 metri. Su pianura e costa soffierà bora moderata, forse anche sostenuta a Trieste. In quota potrà soffiare vento moderato da nord-est. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera, però io andrei a vedere la prima pagina del Piccolo. Ingrandendo leggiamo meglio sia io che voi. Allora, sotto la testata Zelensky, sugli asset di Mosca ha vinto Putin, il leader ucraino sferza l'Unione e vede Trump, oggi trilaterale USA, Russia, Kiev. C'è un commento di Francesco Morosini, le armi economiche europee nello scontro con gli Stati Uniti, e poi l'apertura, un'intervista con l'ex generale europarlamentare: se mi volessero segretario federale non mi tirerei indietro, elogi ai russi, bordate all'Unione Europea. Vannacci inquieta la Lega, un partito mai dire mai. Ecco cosa ha sbagliato la Premier Meloni e cosa farei al suo posto, non cerco ruoli da ministro. Allora, poi ci sono parecchi spunti in prima pagina, la retata in Porto Vecchio con parecchi migranti, 116 portati altrove. Oggi arriva il fuoco olimpico, 42 tedofori e viabilità bloccata, ce ne occuperemo come ci siamo occupati ieri. C'è un'intervista con il senatore Manconi sul caso Regeni, raffica di furti a Duino Aurisina, gomme tagliate sull'automobile in sosta regolare sul posto disabili, un episodio in via Udine, con il ritorno delle province rebus, sedi e dipendenti, e poi tram di Opicina, via alla revisione. In mezzo ai binari il cavo troncato. Mister Marino crede al miracolo nella Triestina dopo Tesser, e poi Sergio Tarciar, la voce dei due mondi. Andiamo a vedere la prima pagina del Piccolo. Allora, Sinner già a pieni giri, super servizio 18 ace agli Australia Open, 250 anni per l'Accademia di Brera, poi
insomma, il titolo di apertura della prima pagina del Corriere della Sera è dedicato alla politica estera. Zelensky sferza l'Europa, agisca, intesa con Trump sulle garanzie di sicurezza. Ucraina e Stati Uniti, oggi il primo vertice a 3 con Mosca. Il leader di Kiev sembra il giorno della marmotta, a Gaza il tycoon, cioè Trump lancia il board con oltre 20 paesi. Mattarella, l'Italia è inscindibile dall'Unione Europea. C'è un'intervista con il premier ungherese Orbán. Bruxelles vuole che continui la guerra ucraina. Bilaterale a Villa Pamphili tra Roma e Berlino per firmare il patto per la competitività. E poi c'è la fotografia, la foto centrale della prima pagina del Corriere della Sera, con 16 candidature agli Oscar. I peccatori batte Titanic. Record di nomination per il film sul razzismo. A sorpresa, il film che mescola horror e critica sociale usando anche il vampirismo come metafora del razzismo è il titolo con più candidature di sempre agli Oscar. Non era mai successo. Avendo visto il film posso dire, spero che non ne vinca neanche una. Italia a mani vuote, e questo è un altro problema, posto che insomma questi siano i problemi. Però è un dato di fatto di cui si occupa credo anche Paolo Mereghetti, magari vedremo più avanti. Allora, il caffè di Gramellini. Giovanni, lo chiameremo così, lavora in un'azienda di Castelfranco Veneto che produce componenti per auto. Riceve una lettera in cui il titolare annuncia imminenti tagli di personale e gli sottopone un questionario. Vuole sapere da Giovanni quali colleghi licenzierebbe per primi, i più giovani, i lavoratori part-time, quelli senza figli oppure altro. Nel caso sbarrasse quest'ultima casella, Giovanni è invitato a suggerire la categoria contro cui azionare la mannaia. Gli viene chiesto anche di firmarlo il questionario e così l'ennesima guerra tra disperati alla Squid Game si arricchisce di un altro classico, la delazione. Giovanni fa un giro di telefonate e scopre che tutti i 60 dipendenti hanno ricevuto la stessa lettera. Qualche anima bella prova a spacciarla per una consultazione democratica, un coinvolgimento dei lavoratori nelle strategie aziendali. Ma Giovanni, e non solo lui, vi vede il perfezionamento di un'antica pratica, lo scaricabarile, un esercizio di sadismo travestito da democrazia partecipativa, al fine di rovesciare sulle vittime la responsabilità della propria condanna, togliendo loro persino la possibilità di lamentarsene. Già immagina i dirigenti giustificare il licenziamento di qualche suo collega dicendo: non siamo stati noi a mandarlo via, è stato Giovanni. Così Giovanni prende la biro, sbarra con una croce la casella altro e accanto scrive: suggerisco di cominciare i licenziamenti dagli ideatori del questionario. E non è davvero male, anche se, voglio dire, questo è davvero preoccupante. Allora, andiamo al piccolo nella lettura, perché no, sarà qua, sì, cominciando la lettura dei quotidiani, vediamo appunto le pagine successive alla prima, con questa intervista con Vannacci. Un mio partito, mai dire mai, se fossi il premier. Sarei stato molto più assertivo sulla sicurezza adottando la tolleranza zero, nessun complotto dietro al voto contro le armi all'Ucraina, solo coerenza, non cerco poltrone, faccio politica perché inseguo un sogno e vado lontano. Non punto a fare il segretario della Lega, ma se qualcuno vorrà premiare il mio... Chiedo scusa, ho paura che sarà il primo della giornata, ma se qualcuno vorrà premiare il mio impegno non mi sono mai tirato indietro. Forse Meloni sperava che qualcuno mi addomesticasse. Per quanto riguarda il decreto sull'antisemitismo c'è tensione nel PD, i riformisti non firmano, la legge sulle lobby con l'obiettivo trasparenza approda alla Camera. Nessun nuovo faccia a faccia, chiedo scusa, Marina Berlusconi incontra Occhiuto, qui siamo alle questioni interne a Forza Italia.
Tajani, in nessun caso Forza Italia è un partito aperto. Cambia il testo sugli stupri, sparito il consenso, la senatrice Bongiorno, la norma garantisce il massimo della tutela delle vittime, ira delle opposizioni, arretramento gravissimo, differenziate le condanne per gli atti sessuali compiuti contro la volontà. Allora andiamo adesso al Corriere della Sera, dove avremo probabilmente una lunga pagina dedicata alla politica estera. Dunque, Zelensky sgrida l'Europa, pensa che Trump cambierà, il leader di Kiev durissimo a Davos, con 40 soldati rischiate di non essere presi sul serio. Tutti conoscono, queste sono tutte dichiarazioni di Zelensky, tutti conoscono il film Ricomincio da capo, il titolo italiano. Un anno fa dicevo che l'Europa deve imparare a difendersi, ma siamo sempre allo stesso punto. Invece di prendere la guida nel diffondere la libertà nel mondo, quando l'attenzione dell'America si sposta, l'Europa pare persa. Qui in Europa si consiglia di non menzionare i Tomahawk agli americani per non guastare l'umore e di non parlare dei Taurus. Intanto tra la Spagna e l'Algeria Parigi intercetta una petroliera sospetta che apparterrebbe alla flotta fantasma di Mosca. Oggi l'incontro a 3 negli Emirati, il Donetsk in cambio di garanzie e soldi. Oggi appunto c'è anche però il dramma di Kiev che si chiede quanto può fidarsi. E l'incontro a 3 è appunto fra Stati Uniti, Ucraina e Russia per la prima volta, tutti e 3 assieme. Allora, dall'Arabia Saudita alla Turchia, ecco il board di Trump per Gaza, a Davos anche Milei e Orbán, ma non Netanyahu, il leader statunitense, opportunità per investire. Qui c'è anche tutta una serie di ricostruzioni, insomma, anche abbastanza, diciamo, pittoresche. Il premier ungherese, io nell'organismo ci sono perché gli altri europei no, il problema è in Ucraina, Bruxelles vuole la guerra, dice Orbán. Il futuro di Musk, più robot che persone, boh, vabbè. Il caso Groenlandia, chi vince e chi perde, Trump impone la sua agenda, Rutte riesce a mediare e amplia il dossier sicurezza dell'Artico coinvolgendo gli alleati. I leader europei riescono a contenere i danni. C'è sollievo a Bruxelles nelle altre capitali europee, ma è davvero un successo, si chiede Giuseppe Sarcina, quindi qua invece... non c'entra niente. Gli accordi sulla nostra terra li facciamo noi, dice il premier groenlandese Jens Frederik Nielsen. Rutte sull'Artico, Donald ha ragione, ma Merz no alla legge del più forte, fonti europee, eravamo pronti per i bazooka, sarà sbloccata la ratifica dell'accordo sui dazi. C'è un quarto incidente ferroviario in Spagna, 6 feriti lievi, rabbia e disagi, e poi c'è stata una certa tensione contro il segretario del commercio statunitense Howard Lutnick, che ha attaccato l'Unione Europea pubblicamente. Il vice di Clinton, Al Gore, si è alzato e ha urlato contro Lutnick e invece la presidente della BCE, Lagarde, si è alzata per uscire prima del tempo. Ancora c'è anche un ritratto del segretario generale della NATO Rutte, la diplomazia adulante senza imbarazzi per salvare l'alleanza, tra i suoi soprannomi l'uomo che sussurrava a Trump. È stato
il primo ministro olandese più longevo, in carica dal 2010 al 2024. Aruba gli occhiali di Macron, l'azienda è italiana, il titolo vola in borsa, figurarsi adesso in Francia quando sapranno che Macron ha un paio di occhiali da sole, insomma, un paio di occhiali italiani. Aereo del cancelliere tedesco, sventata l'azione, 3 ecologisti volevano dipingerlo di rosa, volevano dipingere di rosa l'aereo privato del cancelliere tedesco che ha lobby dei voli, credo siano in ultraleggeri. Ancora politica estera. La telefonata al presidente statunitense, la premier sul board lascia uno spiraglio, Trump vuole firmare ma serve l'ok del Parlamento. Mattarella preoccupato, se non si rispettano le regole il mondo torna alla barbarie, la preoccupazione del nostro presidente, l'Italia è inscindibile dall'Unione Europea. Italia-Germania, un taglio alla burocrazia e più competitività, il patto Meloni-Merz per rafforzare l'Europa. Siamo arrivati alle pagine di cronaca interna che magari affronteremo più avanti. Tra un po' dovremo anche collegarci con la sala operativa della polizia locale, ma intanto noi ci occupiamo del passaggio della fiaccola olimpica. Quest'oggi su Tele4 alle 18 ci sarà appunto la diretta del passaggio della fiamma olimpica a Trieste con l'incognita di possibili manifestazioni pro-PAL a partire da Piazza Libertà. Allora, adesso vediamo il primo dei servizi che ieri abbiamo dedicato a ciò. Ricordatevi che se sentirete nel servizio domani si riferisce a oggi perché fa parte dei servizi andati in onda ieri. C'è grande attesa per l'arrivo a Trieste della fiamma olimpica in vista dei giochi invernali di Milano Cortina. Quella di domani sarà sicuramente una giornata da ricordare con 42 tedofori che porteranno il fuoco sacro di Olimpia. Si partirà alle 17:44 all'altezza dell'ex comando della polizia locale di Viale Miramare, poco dopo il cavalcavia, per attraversare un po' tutta la città da Piazza Libertà sino a Corso Cavour, via Milano, via Roma e poi si salirà sino a Piazza Garibaldi, Largo Pestalozzi, via dell'Istria, quindi attraversato Campo San Giacomo si scenderà da via San Marco, Campi Elisi e poi via sulle Rive con un tratto pedonale anche nella zona tra Piazza Ortis e via Torino. La fiamma olimpica arriverà dunque in Piazza dell'Unità d'Italia dove l'accensione del braciere è prevista alle 19:30. Stando in discrezioni, l'accensione stessa del braciere dovrebbe essere ad opera del pongista e campione olimpico Matteo Parenzan, ma tra gli altri lungo il percorso sfileranno altri grandissimi big dello sport triestino. Tra questi Margherita Granbassi, segnalata poco dopo delle 18 in via Roma per chi volesse naturalmente vedere la stella della scherma, ma anche molti altri, Alberto Tonut, cestista campione europeo a Nantes, che riceverà la fiaccola attorno alle 19:18, 19:20 in via Torino da Martina Orzan, canottiera finalista ad Atlanta 96. Insomma, ci saranno tanti big, tra questi anche l'olimpionica di judo Veronica Toniolo, Giovanna Micol, velista del team che ha vinto la prima Coppa America femminile. Dicevamo, arrivo alle 19:30 con accensione in Piazza dell'Unità d'Italia con una serie di se e di ma. Perché? Perché sono preannunciate delle manifestazioni da parte dei cosiddetti pro-PAL
assembramento tra le 17 e le 17:30 in Piazza della Libertà, e poi vedremo quello che succederà naturalmente in diretta su Tele4, che ha anticipato la propria diretta televisiva alle ore 18 per fornirvi, speriamo, una bella celebrazione olimpica, ma con l'incognita di possibili manifestazioni e blocchi. Allora, il traffico sarà temporaneamente bloccato questo pomeriggio in occasione del passaggio della fiamma olimpica. Il punto con il comandante della Polizia Locale, Walter Milocchi. Con il comandante della Polizia Locale di Trieste, Walter Milocchi, che indicazione dare per il traffico e per i cittadini? Ma per il traffico naturalmente questa carovana che lunga 800 metri naturalmente si muove alla velocità dei tedofori, quindi molto lentamente, partirà alle 17:44 da Viale Miramare 65, quindi tra il cavalcavia di Barcola e Largo Roiano. Ovviamente mentre si forma tale carovana verranno già effettuate le prime deviazioni del traffico lungo la bretella del Porto Vivo, Porto Vecchio. Pertanto all'invito ci sarà qualche rallentamento, e per chi rientra in città magari di utilizzare il raccordo 13, la 202 per rientrare in città. Dopodiché si sposterà appunto lentamente lungo Viale Miramare, Piazza Libertà, via Milano, via Roma, fino ad arrivare al Corso Italia, per poi proseguire Piazza Goldoni, Largo Barriera, Piazza Garibaldi, via del Mulino a Vento, Largo Pestalozzi, giù per via dell'Istria fino alla via San Marco, per scendere poi giù, prendere la via Schiaparelli e la via Locchi, via di Campomarzio e le rive, e poi c'è un tratto interno però percorso non da tutta la carovana ma solo dal tedoforo e dalla scorta che si svolge in piazza Cavana, piazza Ortis. Ovviamente è tutto in movimento, per cui le chiusure saranno dinamiche, ma è evidente che per arrivare in centro città è meglio arrivare prima delle 17:45 per assistere a questo spettacolo. Per chi dovesse invece dover raggiungere l'ospedale infantile Burlo Garofalo, il consiglio è quello di scendere giù per la via Marenzio, ad arrivare da via Baiamonti, Largo Baiamonti, e salire da via dell'Istria in quel senso. Allora siamo collegati adesso con la sala operativa della Polizia Locale, dove abbiamo l'assistente scelto Marco Cernecca. Buongiorno, le ho un po' come dire alleggerito il lavoro, nel senso che abbiamo appena sentito quelle che saranno le disposizioni per il traffico in occasione della fiaccola olimpica. C'è altro da aggiungere, assistente Cernecca, o magari dell'ultima ora per quanto riguarda l'appuntamento di questo pomeriggio? Ma intanto buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora non ho notizie aggiuntive in merito a quanto chiaramente ha riferito il nostro comandante in merito alla staffetta, e per cui sì, non c'è null'altro da aggiungere. Ricordo più che altro anche che c'è stato un cambio, diciamo una nuova segnaletica, un rifacimento della segnaletica in via Gambini, per cui prestare attenzione, diciamo, agli utenti che sono residenti e che gravitano in quella zona. E per altre cose ricordo la partita della Triestina questo pomeriggio, e altre cose, la notte passata tranquilla con interventi di routine da parte delle nostre pattuglie. Attualmente sono impegnate in un rilievo di sinistro solo danni con coinvolto, diciamo, un animale sulla SR 58, e il traffico risulta scarso su tutta l'arteria, per cui altre cose, ripeto, da aggiungere, diciamo non in ce ne sono, particolare riguardo la viabilità per l'arrivo della fiamma olimpica non avrei, per cui fondamentalmente le restituirei la linea augurando una buona giornata. Grazie assistente Cernecca, anche a lei buona giornata e buon lavoro. Ci sentiamo alle 13:20, logicamente ove vi fosse necessità di comunicare qualche cosa noi siamo in onda, ma insomma speriamo di non sentirci, perché in genere quando ci si risente
ci si dissente per cose non piacevoli. Mi pare che ho azzeccato anche la consecuzio, quindi non è male. Grazie agente Cernecca, buona giornata e buon lavoro davvero. Grazie, altrettanto buona giornata. Allora, intanto vi facciamo vedere questa, ce lo manda un nostro telespettatore, circola su internet da qualche giorno, l'ho visto ieri su Instagram se non mi sbaglio. Allora, Putin dice ho bisogno dell'Ucraina per la sicurezza russa, Trump dice ho bisogno della Groenlandia per la sicurezza americana e la Meloni dice ho bisogno dell'Istria per la sicurezza italiana. Insomma, si può anche ogni tanto ironizzare su queste cose. Andiamo al piccolo, sì, che avevamo lasciato, tralasciamo la parte di politica estera del piccolo, visto che appunto ne abbiamo ampiamente parlato leggendo il Corriere della Sera, e c'è un'intervista con l'ex senatore Manconi che chiede ancora la verità nonostante tutto 10 anni dopo l'assassinio di Giulio Regeni. Sapete che in questi giorni è stato presentato anche un documentario, e il 25 di gennaio è l'anniversario del caso. L'Istria attrae nuovi abitanti grazie a lavoro e bonus casa, perché costerà meno, logicamente. Slovenia aumenta il salario minimo ai single senza figli, 1.000 euro al mese. Poi, eccoci qua, 2 miliardi di danni per il maltempo, quello che sta accadendo in Sicilia. Proporremo al governo la richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e una delibera per le risorse. Questo è un'immagine dei danni provocati dal ciclone Harry nel borgo marinaro di San Giovanni Licuti a Catania. Chissà perché gli hanno dato un nome inglese. Allora, eccoci qua, il ritorno delle province, rebus, sedi e dipendenti, centinaia da ricollocare. Oggi nei 4 EDR lavorano in 360, in futuro potrebbero essere più di 600. C'è un monito dei sindacati, le persone non siano trattate come pacchi postali. L'assessore Roberti, gli impiegati dipenderà dalle funzioni devolute, percorso da costruire. Allora, ce ne siamo occupati ieri del ritorno delle province, siamo stati in Consiglio regionale per sentire alcuni consiglieri di maggioranza e di opposizione, sentiamo quello che abbiamo raccolto. In Consiglio regionale stamani il ritorno delle province, che ieri ha ottenuto il via libera dal Senato, è stato salutato positivamente dalle forze di maggioranza. Senza le province, ahimè, tutta una serie di funzioni non potevano essere assicurate in un rapporto diretto col cittadino. Il cittadino finalmente potrà ritrovare un ente di riferimento per la risoluzione di tutta una serie di temi che adesso si sono divisi in enti, come dire, di decentramento o comunque enti non chiari che vedevano distanti le problematiche da risolvere da quelle del cittadino. Un ente di area vasta, diciamo così, di medie dimensioni serve, l'importante, e questo starà a noi, non creare dei doppioni con quelle che sono la regione e i comuni. C'è però, sottolineata da più parti nel centrodestra, la necessità di rispondere alle posizioni di parecchi espresse sui social, ma non solo. Alcuni cittadini già vedono nel ripristino delle province il ritorno di un nuovo poltronificio. Le province ritornano, ma dobbiamo dare alle province un assetto completamente differente rispetto a quello che erano in passato. Certo, gestire alcune competenze del passato, ma anche traguardare il futuro e quindi dare una visione innovativa alle nuove province. Io sono convinto che adesso noi dobbiamo lavorare per creare degli enti moderni, degli enti snelli, degli enti vicini ai cittadini, e lo faremo sicuramente. Era a nostro modo utile
mantenere la regione, mantenere i comuni e lasciare a questi due enti tutta la gestione delle autonomie locali. Ciò detto, lo stesso Moretti annuncia, se non battaglia, quantomeno di non cedere le armi con facilità. Il ritorno delle province rischia di impoverire ancora di più i comuni e il personale dei comuni. Questo non significa che quando arriverà in Consiglio regionale la legge ordinaria che applicherà questo ripristino alle province, noi diremo la nostra e noi non faremo le proposte che riterremo utili fare. Isolata in tal senso nei banchi dell'opposizione, Serena Pellegrino di AVS, pur favorevole al ripristino, tuttavia promette di affrontare la questione da un punto di vista già severo nei confronti della giunta regionale. Per noi è importante essere al tavolo della trattativa di quello che si dovrà discutere per i contenuti di queste province e soprattutto sgravare la regione di quell'emendificio che ormai si è ridotta, invece dare questo onere alle province che sono più vicine ai territori. Allora, possiamo fermarci per la pubblicità, poi torniamo ancora con servizi e la lettura del Piccolo e del Corriere della Sera. Rientriamo in studio, siamo al Piccolo, Ciriani a fianco di Fincantieri, non si rallenti l'attività. Dal Ministro un segnale chiaro al Comune di Monfalcone, ma chiede più impegno sull'impatto sociale. Anche l'Azzurra Savino interviene a sostegno della società. L'onorevole Serracchiani, Federica ricomponga ciò che Cisint ha rotto. Gorizia lascia il vescovo Radaelli che andrà al Vaticano, semplificando al massimo, per occuparsi dei sacerdoti nel mondo e soprattutto della loro preparazione. Uccide la moglie in casa a colpi di accetta, poi si toglie la vita. Luigi Codotto, 80 anni, e la moglie Luigia Rossi, 77, erano morti da qualche giorno. L'uomo ha lasciato un biglietto di addio sul tavolo della cucina, l'ho fatto per amore. Allora, vediamo il servizio della nostra redazione di Udine. L'ho fatto per amore, non aprite l'acqua, addio figli. Luigi Codotto, 80 anni, ha lasciato un biglietto sul tavolo della cucina prima di raggiungere la camera da letto e uccidere la moglie, Luigia Rossi, 78 anni, con un colpo di accetta alla testa e poi togliersi la vita in soggiorno, trafiggendosi il torace con un coltello. Tecnicamente è un femminicidio-suicidio, ma l'età della vittima e del marito, il biglietto lasciato e il contesto in cui è maturato il fatto di sangue lo riconducono ad un disagio familiare finito in tragedia. Era un disagio già trascinato un po' nel tempo. Non c'erano segnali? Come fai a stabilirli i segnali? Fanno fatica quelli che lavorano sulle teste, figuriamoci se si possono fare previsioni o pensieri di questo tipo. La scoperta dei 2 corpi senza vita nella casa al piano terra della bifamiliare in via Casette a Pertegada, frazione di Latisana, l'ha fatta la sorella della vittima, che non riuscendo a contattarli al telefono si è recata sul posto ed è riuscita ad entrare lanciando l'allarme. Il particolare, apparentemente senza alcun senso, del non aprite l'acqua, nel messaggio scritto sul biglietto, spiega la presenza dei vigili del fuoco sulla scena del delitto. I pompieri hanno fatto verifiche sia sulla presenza di gas dell'impianto di riscaldamento che di sostanze eventualmente presenti nell'impianto idrico, con esito negativo. Sul posto il pubblico ministero Andrea Gondolo con il medico legale Carlo Moreschi. Il patologo ha indossato la tuta bianca dei carabinieri ed ha effettuato insieme ai militari del reparto scientifico il sopralluogo nell'appartamento ed effettuato l'esame esterno dei corpi. Sarà poi disposta l'autopsia per chiarire il momento in cui si è consumato il delitto e poi il suicidio. Luigi Codotto aveva alternato il lavoro di bagnino nella vicina Lignano Sabbiadoro a quello di operaio prima di andare in pensione. La moglie era casalinga. Nella bifamiliare di via Casette, al piano superiore, abita il figlio Alessio, assente da qualche giorno. Le altre 2 figlie, Susanna ed Elisa, risiedono altrove. E vediamo adesso le reazioni della comunità di Latisana a quanto accaduto. Una situazione familiare non serena, ma nulla poteva far presagire un epilogo così drammatico per i 2 coniugi trovati morti nella loro casa di Latisana. Lo racconta ai nostri microfoni il cognato. Vivevano molto
vivevano molto soli, nella solitudine. Questo è quello che è accaduto purtroppo ed è terribile. Come ha saputo lei quello che era avvenuto qui? È da mio cognato, che ha sposato la sorella di mia moglie, che anche lei è morta un po' di anni fa. Sgomento anche tra i residenti della zona, travolti da un evento di cronaca nera difficile da gestire. Sì, erano tranquilli, sì, gente tranquilla, insomma. Qualche bisticcio in casa se li ha tutti, ma d'altronde andavano d'accordo. Problema di solitudine forse? Sai, la vecchiaia fa brutti scherzi. Abito qua io, perché ho visto i carabinieri, tornando dietro, ho chiesto all'appuntato ai carabinieri cosa è successo, è qualcosa, diciamo. Dopo ho immaginato subito, insomma. Ed io abito lì. Sì, no, per me erano persone per bene, non si è mai sentito dire niente. Non aveva mai avuto segnali che potesse succedere qualcosa di strano? Sì, non ci si frequentava, ci si salutava quando ci si incontrava, ma non di più. Ecco, però uscivano anche insieme? D'estate sì, magari qualche volta se li vedeva, ma non... L'omicidio-suicidio ha creato inoltre notevole sconforto in tutta la comunità di Latisana, come confermato dal sindaco Lanfranco Sette. Le forze dell'ordine stanno verificando i contorni di una vicenda che sta segnando la comunità, sto ricevendo chiamate e soprattutto manifestazioni di costernazione e di grande dispiacere. Purtroppo è accaduto un fatto che a volte si sente nella cronaca nazionale. Cercheremo di dare supporto a chi necessita per quanto è accaduto. Quindi una famiglia perfettamente normale e al momento, in questo preciso istante, non abbiamo elementi da poter riferire anche per opportuna privacy, però quello che può essere detto appunto è che non vi erano procedimenti in essere, insomma. Allora, andiamo al piccolo e torniamo alla questione Olimpiadi. Ritardi, superficialità, disinteresse, quante falle nel team dei giochi. Dietro le quinte delle Olimpiadi la macchina milanese romana finora non ha dato prova di grande efficienza. Ci sono lacune sulla movimentazione degli utenti nelle aree di gara. E poi c'è il problema dei volontari, perché dovranno provvedere a viaggio, vitto e alloggio, e in tanti si stanno sfilando. Bersagliati da proposte di alloggio a prezzi folli, le alternative ci sono. La gestione dell'evento deve fare i conti con la fuga dei volontari. Potrei anche testimoniare direttamente, perché mia cugina aveva chiesto di farla volontaria e poi non so dopo se di fronte ai prezzi che sono stati proposti se continuerà o meno. Allora, siamo arrivati per quanto riguarda il piccolo alla pagina di Trieste. E partiamo dallo sgombero di migranti all'interno del Porto Vecchio. Noi abbiamo intervistato uno dei migranti presenti appunto presenti ieri mattina, ed è se non ricordo male, perché ieri durante Sveglia Trieste abbiamo seguito in diretta quello che accadeva. Se non ricordo male, ripeto, dovrebbe essere un ragazzo pakistano. Sì, pakistano. Si chiama Mohammed Zoraman, viene dal Pakistan, ha 23 anni e si trova a Trieste dal 2 gennaio. Ha compiuto un lungo viaggio fra Asia ed Europa, finendo anche in prigione in Polonia. Oggi aveva un appuntamento con la questura per la formalizzazione della richiesta di asilo internazionale, tutto però rimandato a domani per le operazioni odierne che hanno fatto slittare altri adempimenti. Today I came here for interview, but they have rejected because they told us that today not possible because we will take more refugees because
Oggi sono venuto qui per l'intervista, ma me l'hanno rigettata dicendomi che oggi è impossibile perché c'era da prendere in carico molti rifugiati. Qua in quest'area ci sono molte persone che hanno problemi, soprattutto di notte, c'è chi dorme al freddo, quindi visti tanti rifugiati da assistere, mi hanno detto di tornare domani. They have rejected our interview, so we will come tomorrow. Yeah. With the police, to questura. Questura, yeah. Andremo in questura per fare questa richiesta, siamo 7 amici e ci andremo domani. We will give interview tomorrow. Un lungo viaggio, prima in aereo, poi a piedi o con mezzi di fortuna, fino in Italia, in mezzo il carcere in Polonia, vicino Varsavia. I came from Pakistan to Dubai by air, and from Dubai to Russia by air. And after Russia, I came Belarus by walk, and Belarus to Poland, and there they have arrested us for 4 months. Provengo dal Pakistan, ho preso un aereo per Dubai, poi uno per arrivare in Russia, da lì verso la Bielorussia a piedi, poi in Polonia, dove ci hanno arrestato e messo in prigione per 4 mesi. Eravamo vicino a Varsavia, 4 mesi in carcere, poi una volta uscito sono andato in Germania, in Belgio, in Francia e infine in Italia, dove voglio rimanere. And from Germany to Belgium, Belgium to France, and from France to Italy. Italy my last destination, and I can't explain Italy. Difficile da spiegare il perché, ma in Italia ci sono più opportunità, specialmente per chi è un rifugiato. Per questo sono qui. Da qui la volontà di costruirsi una nuova vita, ottenendo i documenti e un domani un lavoro, per poi ritrovare la sua famiglia. First of all, I will take documents, inshallah very soon. Per prima cosa vorrei ottenere i documenti, è la priorità, poi sì, trovare un lavoro e ricongiungermi con la mia famiglia. After that, my family. E il sindaco di Piazza ha applaudito all'iniziativa di trasferimento dei migranti, annunciandone altre a breve, rimarcando ancora una volta di non avere intenzione di cedere sull'apertura di un centro d'accoglienza a bassa soglia. Beh, intanto grazie alla prefettura che stanno facendo queste cose qua. È importante portarli via anche perché loro vogliono essere portati via, perché con meno 2 che avevamo, per cui sono molto soddisfatto di questa operazione che hanno fatto. Ne faremo una seconda a breve, per cui cerchiamo di liberare questi magazzini, anche perché ho sempre paura che non succeda un incendio, basta vedere quello che è successo in Svizzera, insomma sai, sono quelle cose che non ti fanno dormire di notte. Erano presenti anche le associazioni, Linea d'Ombra ha puntato il dito contro l'amministrazione comunale dicendo queste situazioni si verificano perché il comune non vuole aprire una struttura come quella ipotizzata in via Flavio Gioia per evitare che loro si accampino in Portovecchio. Come risponde? Cari concittadini, abbiamo speso 22 milioni, che sarebbero 43 miliardi delle vecchie lire per i minori stranieri, e questi parlano. Quindi nessuna volontà di sedersi al tavolo per queste strutture temporanee del comune? Ma no, ma sto dicendo, stiamo facendo un'operazione, 22 milioni, ma vi rendete conto di cosa stiamo parlando? Ripeto, l'ho fatto in lire, così l'ho capito meglio, sono 43 miliardi e 600 milioni delle vecchie lire, spese per i minori stranieri, perché sai, come arrivano al confine vengono consegnate al Comune di Trieste, e le associazioni parlano. Allora, un nostro telespettatore, chi dà il nome alle tempeste? Attualmente la loro denominazione è regolamentata dai servizi meteorologici nazionali ed internazionali ed è presente anche un organismo responsabile della scelta dei nomi delle tempeste in diverse regioni del mondo, la World Meteorological Organization. Ok, questo per quanto riguarda le tempeste, grazie al signor Claudio che ci ha dato questa informazione. Vi ricordo, l'abbiamo già detto, ma insomma giova ricordare, gli ospiti, manca poco fra l'altro, dalle 8 alle 9 sarà con noi Luca Bressan del Partito Democratico e poi dalle 9 alle 10 Giorgio Cecco di Civica Idea. Giuliana, entrambi sono consiglieri circoscrizionali, Bressan in quarta e Cecco in quinta circoscrizione. Continuiamo con il piccolo. Allora, c'è intanto questa vicenda di Mario Gabrieli, che è un triestino immigrato in Australia, e del figlio undicenne Leonardo, padre e figlio da Sydney a Trieste, insieme in Vespa per 40.000 chilometri. L'avventura dovrebbe concludersi
alla fine di settembre. E poi c'è un approfondimento sulla figura di Ennio Mastromarino, che è morto in Viale Miramare per un malore mentre stava rientrando nella sede della Rojanese. Aveva lasciato tutte le sue cose in sede per andare a correre e sarebbe diventato nonno a giorni. Vediamo anche il servizio che abbiamo dedicato noi a quanto accaduto. Un bravo allenatore di calcio, un uomo amichevole e sempre gentile, un amico. Se n'è andato ieri, colpito da un malore fatale, Ennio Mastromarino, volto noto nel panorama calcistico triestino, da 20 anni allenatore della società rojanese, della quale era diventato una colonna portante. Ieri l'uscita per fare jogging, lo scooter parcheggiato alla sede del club, dove sarebbe tornato poi per gestire il bar e quindi l'attività sportiva. A colpirlo un malore che lo ha fatto accasciare al suolo all'altezza della rotonda che conduce in Portovecchio. Immediato un primo intervento di alcuni passanti che hanno allertato i sanitari giunti rapidamente sul posto. A nulla però sono valsi i tentativi di rianimarlo. Persona sempre gentile, allenatore amatissimo dai tanti bambini che ha sempre avuto attorno, essendosi concentrato spesso con le categorie giovanili di scuola calcio. Apprezzato per il suo approccio amichevole e competente, dentro e fuori dal campo. Sfegatato tifoso dell'Inter, mancheranno le partite viste assieme a lui nella sede della società, fra una polpetta e un bicchiere di birra. A tracciarne un ricordo oggi il presidente della Rojanese Calcio, Ubaldo Pesce, che aveva con Ennio un rapporto fraterno. Esattamente Bernardo, proprio partirei da un amico in prima persona, quindi un vuoto incolmabile, e poi un allenatore speciale, 20 anni insieme a Roiano e quindi una vita, e poi Ennio per la Rojanese era un'anima, era un punto di forza, era un punto di riferimento, quindi una perdita incolmabile sicuramente. Ci sono, no, queste figure importanti per la vita di una società sportiva, ma anche e soprattutto probabilmente per la vita dei ragazzi che frequentano queste società sportive e conseguentemente anche per i genitori di questi ragazzi, quando sanno che possono fidarsi di queste persone. E credo che questo anche sia la ragione della tristezza che ieri ha colto un po' tutti quanti quelli che conoscevano Mastromarino. Giriamo pagina in senso, non soltanto in senso figurato. Ladri in azione a Duino e Arisina, segnalati 3 furti in poche ore. Una banda specializzata in furti nelle ville torna in azione sul Carso. I colpi sono stati concentrati nella notte fra martedì e mercoledì nella zona di Aurisina, tutto fra le 20 e l'1 di notte, in una zona ideale per raccogliere quanto possibile e scomparire oltre confine, sfruttando uno dei valichi agricoli dell'altipiano. La prima intrusione all'ora di cena in una casa della zona della stazione, dove però i malviventi non hanno trovato nulla di interessante. Attorno alle 22 il blitz nell'abitazione sita ad Aurisina Cave. Sono entrati rompendo una finestra e in camera da letto hanno fatto incetta di oro e preziosi per alcune migliaia di euro. Poi altro furto in una casa di Borgo San Mauro, ancora una volta al centro dell'attenzione gli oggetti preziosi e i contanti. Si tratta di 3 episodi a cui però potrebbero sommarsi ulteriori denunce nelle prossime ore, che rimettono al centro dell'attenzione la sicurezza nelle frazioni meno popolate, zone residenziali di pregio e non, che sono più difficili da monitorare da polizia e carabinieri, che stanno lavorando su possibili immagini registrate dagli impianti di sorveglianza. Allora, rapidamente andiamo al Corriere della Sera, la pagina dedicata alle nomination agli Oscar. Ci sono 16 nomination a sorpresa per questo film che si chiama i Sinners. Guarda caso, l'horror politico sul razzismo, tra i favoriti anche il film con DiCaprio, ma la cosa che è più preoccupante
non c'è nessun italiano a contendersi nemmeno una statuetta. Una volta, anche se magari non si riusciva ad entrare nella cinquina per i film stranieri, c'era la possibilità di avere qualche grande artigiano del cinema, magari costumisti, montatori, direttori della fotografia, compositori. Quest'anno assolutamente niente. E sul Corriere della Sera Paolo Mereghetti fa il punto su tutto ciò, ed è un commento, come dire, piuttosto preoccupante e preoccupato. Allora, adesso, visto che manca davvero poco, occupiamoci della Triestina. Ieri ce ne siamo occupati, Marco Stabile soprattutto, con parecchi servizi. C'è all'interno della situazione che si è venuta a creare a livello societario anche la questione che riguarda i magazzinieri della squadra e anche altri dipendenti che sono senza paga da mesi. Vediamo come è stata affrontata dal direttore sportivo Michele Franco. Come si fa a proseguire con l'attività sportiva se il giorno 29 una buona parte dei dipendenti della Triestina smetteranno di lavorare? No, questa non mi è nuova, nel senso in che senso? Dal 29? Le persone non sono pagate, di conseguenza hanno mandato una mail dicendo che smettono di lavorare. Quindi la domanda è: come si fa a proseguire con l'attività sportiva se i dipendenti, non i giocatori, smettono di lavorare? Ma io penso che questo non succederà. Allora, io posso dire che la proprietà che è subentrata, sappiamo in che condizioni è subentrata. C'erano delle grosse problematiche finanziarie, è arrivata la nuova proprietà, ha salvato la Triestina, perché ricordiamoci che questa proprietà ha salvato dalla Triestina da un fallimento che era praticamente certo, e sta cercando di sistemare tutto l'aspetto della parte economica. Quindi naturalmente non è facile, perché vengono fuori sempre diverse problematiche, ne vengono sempre fuori cose da pagare. Sicuramente ad oggi posso dire che la parte che è stata, che la parte sportiva, i giocatori e tutti sono stati pagati. Ci sarà, e penso da quello che so io, che comunque verranno rispettate quelle che saranno i pagamenti che dovranno essere fatti su questo aspetto qua. Scusate, allora abbiamo tempo, sì, anche per vedere il servizio che riguarda la situazione generale della Triestina. Vediamolo allora. Ci sono, come detto prima, purtroppo la situazione era molto complicata qua, molto difficile. Difficile è una parola forse che non rende quella drammatica, ecco. La situazione era molto drammatica. Quindi la proprietà si è fatta carico di una situazione molto pesante. Così il direttore sportivo della Triestina Michele Franco sulla questione societaria, tra nuovi deferimenti, 1 o 2 punti di penalizzazione aggiuntivi, si vedrà, mancati i pagamenti ai dipendenti, oltre al caso dei magazzinieri che hanno minacciato di incrociare le braccia, altri hanno già avviato altre azioni, per non parlare della posizione debitoria nei confronti del comune di Trieste per lo Stadio Rocco, concessione annuale da 230.000 euro, di cui solo 20 corrisposti, più i mancati pagamenti della manutenzione ordinaria da settembre a oggi, costata 90.000 euro. La domanda ormai è lecita: l'Unione Sportiva Triestina Calcio, che oggi si è disfatta pure del forte attaccante Gunduz per fare cassa, è sicura di poter rimanere a giocare a Rocco? Purtroppo però ci sono dei tempi e delle tempistiche dove, quando la situazione è sicuramente una situazione che è molto complicata,
non è di facile risoluzione, i problemi non si risolvono in poco tempo, perché per risolvere i problemi in poco tempo ci vorrebbe una proprietà che arriva, un arabo mette 50, per esempio, no? Ti faccio un esempio, mette un capitale importantissimo e ripiana tutte quelle che sono le problematiche, ma una proprietà che vuole fare le cose fatte bene, che ha messo, credimi, ha messo tanti soldi fino ad ora, ci vuole del tempo, ci vuole del tempo. Oppure si alza la nera bianca. No, ma allora... Capisco che non sia il suo desiderato, ma magari è un desiderato abitante. Ma io penso che una proprietà che entra e fa quello che sta facendo questa proprietà, in questo momento a livello si è fatta carico di comunque una situazione, come abbiamo detto prima, drammatica. Allora andiamo in pubblicità, poi sarà con noi Luca Bressan, consigliere circoscrizionale del Partito Democratico nella 4ª circoscrizione. Allora, rientriamo in studio, siamo in compagnia di Luca Bressan del Partito Democratico, consigliere circoscrizionale, la circoscrizione è la 4ª, ridefiniamo i confini, così è un po' chiaro, ma insomma... Diamo la denominazione, allora, Città Nuova, Barriera Nuova, San Vito, Cittavecchia, diamo diciamo, okay, così quindi... l'estensione in maniera da definizione. Noi siamo in 4ª allora. Sì. Allora intanto, prima di... cominciare eventualmente anche, allora 040 977 8910 è il numero di telefono, svegliatrieste@tele4.it è l'indirizzo di posta elettronica. Parliamo anche credo abbia anche senso per certi aspetti da un punto di vista circoscrizionale inquadrare la questione del ritorno delle province, perché adesso le circoscrizioni hanno un rapporto diretto con il comune, questo è... Ci sono emanazioni praticamente dell'amministrazione comunale. Però posso immaginare che anche quando c'erano le vecchie province, mi tocca citare Carpinteri e Faraguna, penso che qualche rapporto comunque lo avevate come ente intermedio provincia. Diciamo che quando la circoscrizione fa delle domande, comunque le interrogazioni, le mozioni riguardano argomenti che esulano dalla competenza dell'amministrazione comunale si fa diciamo tramite, nel senso che coinvolge anche i soggetti che sono ulteriori rispetto all'amministrazione comunale, quindi esiste sì la possibilità di arrivare in contatto tramite il comune. Comunque passando per il comune. Che si fa da tramite, nel senso è quello diciamo l'anello di congiunzione nelle comunicazioni, per la circoscrizione è un'emanazione semplicemente dell'amministrazione comunale. Il fatto che si arrivi appunto allora che sia ritorno, che sia ripristino, adesso sul nome ci si può anche mettere d'accordo, insomma, come sempre sulle parole, però molti cittadini, ieri soprattutto, scrivevano è un nuovo poltronificio, si spendono soldi, eccetera, eccetera. Ieri siamo andati anche in consiglio regionale, perché insomma, il ritorno delle province dipende da una variazione dello statuto della regione che poi ha richiesto ovviamente un intervento anche a livello romano, però tutto parte dalla richiesta del territorio. E anche i consiglieri di maggioranza hanno posto l'accento sul fatto che bisognerà comunque proprio garantire a queste nuove, vecchie realtà dei compiti e dei ruoli che non ne facciano le fotocopie delle province precedenti. È un po' una specie di tilt, perché noi
per semplificare parliamo di ritorno delle province, parerebbe che nemmeno si chiameranno province, questo diceva la consigliera Pellegrino. Insomma, c'è un momento probabilmente ancora di assestamento, dai. Sì, c'è poca chiarezza sicuramente. Quello che su me fa un po' ironia, nel senso perlomeno anche a me sono arrivati degli screenshot, è il risultato vantato, no? Come un grande risultato dell'amministrazione il ripristino delle province. Anche perché poi dimentica quello che il sorpassamento delle province, comunque il superamento, era stato votato anche dai partiti definiti di centrodestra, che poi si sono mossi per restituirle. Quindi è un po' un controcircuito, lo vedo là, nel senso che se la linea iniziale era quella di andare oltre, e credo che le motivazioni siano le stesse che poi i cittadini oggi riportano magari con virulenza, che è il discorso anche dei costi della politica, perché è vero che quando si è fatto la scelta di sorpassare le province, diciamo che la principale argomentazione era quella di ridurre i costi della politica. E quindi è ovvio che poi il cittadino si sente dire in quel momento che era un passaggio necessario che viene fatto per quella motivazione, poi viene vantato adesso con dei post anche istituzionali, ufficiali, comunque di partito, sia della lista del Presidente, di altre formazioni politiche, il risultato di aver ripristinato le province, e il cittadino si è sentito dire prima le eliminiamo per la questione dei costi, dico è un po' il trofanificio. La gestione della situazione ha fatto sì che alla fine poi ci sia questa reazione, quindi è una gestione probabilmente fatta in maniera un po' spregiudicata. Poi il dibattito reale, probabilmente quello che dice lei, è capire cosa faranno ora le province, perché esiste sicuramente, anche in un confronto interno, e facciamo noi come Partito Democratico, un problema di risorse, per esempio, nelle amministrazioni comunali, difficoltà. Se le province vengono istituite in maniera intelligente, nel senso che qua ovviamente è ovvio che anche lo stesso partito nostro, seppur si sia espresso per un superamento delle province, qualora vengano istituite, il tema è cercare di renderle efficienti, nel senso, perché se c'è stato una volta un voto per andare oltre la provincia è perché tutto sommato si credeva che oltre ai costi che rappresentava anche l'apporto dato in termini di efficienza alla macchina amministrativa magari non fosse così significativo. Tra l'altro poi dopo l'ospite successivo, Giorgio Cecco, è stato anche consigliere provinciale, per cui ci spiegherà anche questo. Allora, un attimo solo, dunque, a fine anno sono stati rifatti i marciapiedi di via Madonnina. È la prima volta che vedo usare un costipatore per livellare l'asfalto. Il marciapiede è tutto ondulato, non si usa più il rullo. Qualcuno ha controllato il lavoro, la invito a percorrerlo. No, andremo a vedere, nel senso, immagino che ci siano degli avvallamenti, a quanto capisco dice nel marciapiede proprio appena rifatto, nel senso che non sia piano, no? Quindi è da capire un attimo quello. Poi sul tipo di lavorazione devo dire che ammetto anch'io di non avere una competenza tecnica sulle modalità, però il risultato finale sicuramente, anche se a modo la stessa persona, non so se ha allegato delle foto. Ma io ho trovato questo sarebbe un costipatore, adesso non so, però tra l'altro le immagini si riferiscono ad Amazon, insomma, per cui non so se questo... Non è nella nostra lista degli acquisti, no. Questo sicuramente non conosciamo bene, però dico, se la persona che ha segnalato il problema invece ha delle foto del problema come del lavoro, della fatto, situazione, ho capito. Sì, o magari se sono qua le possiamo vedere anche così, io se no se le vuole mandare anche al mio indirizzo di posta, dopo, nel senso già ho un primo elemento, comunque luca.bressan@comune.trieste.it, così vedo, al di là del fatto che cerco di passare di persona appena ho modo, ma magari è più celere vedere subito anche da immagine e poi fargli approfondimenti. Ma di solito questo telespettatore è molto, come dire, puntuale, molto reattivo e puntuale, per cui forse magari ce le anche manda. C'è una telefonata, vi chiedo ancora scusa, ma essendo io raffreddato, quando sono raffreddato non capisco meno ancora di quello che capisco normalmente, per cui ho un po' di difficoltà a seguire tutto quanto. Buongiorno a chi è in linea. Pronto? Buongiorno a lei e suo ospite, sono Gino. Buongiorno signor Gino. Da quando ho sentito che rimettono in sesto le province mi sento preso in giro, e per superare questo sentimento avrei bisogno che
i politici che stanno discutendo questo problema tirassero fuori tutte le motivazioni che sono state messe in campo quando hanno abolito le province e su queste motivazioni discutere le motivazioni per le quali oggi vogliono rimettere le province, perché è veramente una presa in giro. Grazie e buongiorno. Allora, ancora. Sì, nel senso che è un po' quello che si diceva, anche chi oggi restituisce le province e alla fine fa di questo un vanto e un risultato della propria amministrazione, quando c'è stato da decidere se sorpassare questo ente intermedio, quindi per l'abolizione, aveva votato a favore dell'abolizione. Quindi è vero che sarebbe corretto vedere le motivazioni con cui aveva votato per l'abolizione e vedere come mai oggi quelle motivazioni non dovrebbero essere più valide. Sicuramente serve un modo di rendere conto, comunque di comunicare in modo trasparente al cittadino questo cambio praticamente di orientamento riguardo l'esistenza delle province. Può essere che, come posso dire, io cerco sempre costipatori che non siano... È diventata una passione. Ormai, ma lo acquisterò a sto punto, giusto per... può essere che, come posso dire, essendo il territorio triestino tutto sommato esiguo rispetto che l'argomento provincia Trieste, uso un termine che non è elegante, tiri poco proprio perché si dice vabbè che bisogno c'è. In realtà però abbiamo visto in alcune circostanze che l'esistenza di un ente intermedio non è che fosse del tutto peregrina, ecco, insomma. Non so, di certo c'è un tema, che prende quello che dice lei, che a Trieste l'estensione della provincia è poco di più dell'estensione comunale, nel senso che sì, c'ha una parte che è differente, ma con esigenze differenti, e poi possiamo considerare quello che è la parte comunque del Carso. Sì, questo è vero. Sicuramente una sua peculiarità, però è vero che ci troviamo con una delle province che era tra le più piccole. Credo sia la più piccola addirittura, se non mi sbaglio. E quindi può essere quello che uno fa più fatica a trovarne anche una dignità o comunque una ragione di esistere così importante. Quindi c'è sicuramente quel tema. L'altra cosa è quella che dicevamo adesso, che però la parte che magari esce dal comune ovviamente ha delle peculiarità proprie. E a oggi però la forma che si era trovata quando sono state sorpassate le province era quello di un ente di secondo livello. Sì, non era prevista l'elezione, però ovviamente c'era un coordinamento di area più vasta, fatto sull'estensione ovviamente della provincia, e quindi quello era un po' il concetto, era non facciamo delle elezioni, non creiamo degli organismi, però teniamo ovviamente un raccordo che sia delle stesse dimensioni fra alla fine le realtà che esistono nell'area che era l'ex provincia. Senza contare poi che bisognerà anche capire, adesso noi quando ce ne occupiamo nei servizi mettiamo l'immagine del Palazzo della Provincia, di Palazzo Galati, eccetera, ma non è mica detto che torni ad essere quella la sede, cioè anche tutta, diciamo così, l'organizzazione... Sì, perché avevi sorpassato anche quello, no? Nel senso che quell'organizzazione... Sì, ormai credo che a Palazzo Galati c'è altro anche, fra l'altro. Sì, nel senso, ovviamente, essendo stata ripensata, c'è stato anche ha spostato il personale, ha cambiato alla fine ente di riferimento, quindi c'è tutta una serie di cose che andranno comunque ricostituite, ripensate, perché ovviamente negli anni le cose non è che sono restate la fotografia di quello che era, quindi bisogna riorganizzare appena per tornare indietro, ma riorganizzando l'esistente. Vedremo, insomma, poi penso che se ne parlerà. C'è una telefonata, sì, chiedo scusa, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Prego. Pronto? Sì. Sono Fattori, Maria Vittoria, chiamo da Pordenone e volevo parlare appunto in trasmissione per l'importanza invece del fatto che hanno ripristinato le province. Prego. Perché secondo me, ad esempio io sono di Pordenone e tutte le strade provinciali, che sono moltissime nel nostro territorio,
sono passate di competenza in un ente regionale che di fatto ha paralizzato tutte quelle che erano le opere in programma. E questo... Sì? Prego signora. Beh, No, forse penso che il senso è stato... Può tornare anche su quello che forse dicevamo qua in studio, nel senso che dipende anche dalle singole realtà, nel senso che noi parlavamo ovviamente da Trieste anche della quasi coincidenza del territorio comunale con quello provinciale, quindi è vero che magari in realtà dove può essere che l'estensione della provincia sia molto differente e anche le cose che si trova a gestire la provincia, come anche le strade, sono magari in numero superiore, c'era ovviamente un'attenzione maggiore e se quelle competenze non vengono riallocate subito, c'è qualche difficoltà o vengono riassegnate, può anche succedere che magari alcune cose non vadano per il verso giusto. Però torniamo al tema che si diceva inizialmente, da un lato è stata gestita sicuramente male perché chi ripristina le province comunque ha votato per il superamento delle province, quindi è difficile anche spiegare all'elettore del motivo della frustrazione, probabilmente dei commenti anche, come si può dire, piuttosto piccati. Quindi questo è un tema e dall'altro c'è il tema che se vengono ripristinate le province bisogna ragionare bene per rendere efficiente ovviamente il loro lavoro, quindi anche capire quali saranno le competenze, evitare doppioni e cercare quindi di dare modo che siano incisive nella realtà e questo ovviamente è un impegno che anche il Partito Democratico si assume, nel senso che ovvio che aveva votato per il superamento, ma quando vengono ripristinate l'interesse è renderle efficienti. Ieri questo ha detto anche il capogruppo del PD in consiglio regionale Moretti, perché adesso c'è un iter che, se non ho capito male, prepara proprio, ridisegna le strutture, le competenze eccetera per andare al voto ad aprile, quindi prossimo aprile, se tutto va bene, sarà, come dire, tipo foglie di Broadway per quanto riguarda voti eccetera, perché si voterà per il comune, si voterà per le province, non è detto che non si voti per... quindi sarà tutto un... Sì, credo che anche i tempi dettati per completare il discorso, che ovviamente c'è stato il passaggio in regione, come diceva lei, poi comunque c'è stato un passaggio, essendo una statuto speciale, anche a livello parlamentare, i tempi fossero stati proprio pensati per poter inserire la consultazione provinciali nelle consultazioni che erano previste. Va anche detto che tutte le volte che si è votato per il comune si è votato anche per le province quando le province c'erano, seppure in qualche caso mi sembra che c'è stato qualche problema. Una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, sono io? Sì, prego. Volevo chiederti una cosa per le province. Viste le differenze enormi che sono le province, le 4 province del Friuli Venezia Giulia, non si potrebbe cambiare i limiti delle province. Per esempio, mi risulta che la provincia di Trieste, anteguerra, prendeva tutto il litorale del Golfo di Trieste, da San Bartolomeo a Grado, perché Grado è la provincia di Trieste. Quindi mettendo tutto quello insieme a Falcone, magari fare di Trieste una città metropolitana, appunto con Grado, anche visto gli interessi comuni, cantieri, quelle sedi di Fincantieri, e dare a Gorizia, per esempio, Aquileia, che storicamente era unita a Gorizia, che, essendo l'attuale vescovo di Gorizia, successore del patriarca di Aquileia, che aveva il titolo anche di principe arcivescovo, quindi anche vedendo le titoli e dare anche in compenso parte della provincia di Udine a Gorizia, la Valle della Tisia, dove ci sono sloveni, e quindi queste due cose direi. Grazie. È uno spunto sicuramente anche questo, temo che però visti i tempi e quello che si ricordava anche adesso, che comunque si vorrà fare una consultazione insieme anche alle comunali che ormai sono all'orizzonte, non ci sarà tempo di ridiscutere sicuramente temi come cambiare l'estensione, nel senso dell'accordo politico credo che sarebbe molto difficile. Il tema della città metropolitana c'era nel dibattito ed era probabilmente quando sono state sorpassate le province, c'era anche l'idea che per esempio l'area di Trieste
e dintorni avrebbe potuto trovare altre forme comunque di organizzazione, come anche città metropolitana, come ne esistono altre in Italia. Questo anche perché chi la promuoveva diceva che era anche uno strumento, credo in particolare fosse anche il Russo comunque, ad avere, diciamo, questa idea che si potesse andare verso una città metropolitana, perché è anche uno strumento per richiedere alcune linee di contribuzione anche a livello comunitario, quindi si pensava che fosse un'opportunità anche dal punto di vista dei finanziamenti, oltre che più sensato dal punto di vista amministrativo. Un altro spunto di riflessione. Allora, c'è una vignetta di Englaro sui migranti che, devo dire la verità, in realtà è molto più, dice parecchio. Allora ieri Iga porta via tanti immigrai, uno si sta intervistando e ha detto che lui vuole restare a Trieste. Ecco, questo è un che non capisco proprio. Devo dire la verità, insomma, abbiamo pieno di mail, tra l'altro, perché qua c'è questo del costipatore no, è quello che pensavo io, è proprio uno di quei affari là che anche tremano adesso. Adesso vedi che si impara sempre qualcosa, sappiamo il nome, noi sapevamo, l'avevamo visto, ma non sapevamo come si chiama. Pensavo che fosse martello pneumatico, tutti qua, invece pare che si chiami anche costipatore, che è quello così. Allora, c'è una previsione di costi per la reintroduzione delle province, si chiede un telespettatore? Non lo so, nel senso la previsione c'è sicuramente, perché lo sanno anche i costi, diciamo banalmente, quando sono state sorpassate i costi degli organi elettivi, della presidenza, quindi erano costi che ovviamente sono a conoscenza. Sul personale credo che ovviamente cambiasse non molto, per il personale è stato riallocato, quindi la macchina di per sé amministrativa non dovrebbe essere di fatto a saldo zero, nel senso che bene o male il personale è stato poi spostato, esiste. Quello che rappresenta il differenziale, ed era il motivo per cui si è parlato anche nei commenti, si parla di costi della politica, è ovviamente la parte di rappresentatività della provincia, gli eletti, il fatto che ci sia una presidenza e che ci sia il consiglio. Quelli sono costi che ovviamente l'amministrazione ha ben presente, perché anche lo storico, bene o male, nel senso, avendo lo storico sa. Ovvio che nel caso mio non dispongo adesso, non saprei quantificare. Però chi ha fatto la scelta, e quindi anche l'assessore a livello regionale, ha ben chiaro i costi che c'erano, invece c'è anche uno storico a cui far raffronto, che si sa che è quello che crea la differenza, che non è tanto, come dicevamo, il personale amministrativo, che alla fine c'era e ci sarà, e più o meno sarà, immagino, i numeri saranno quelli, la quantificazione, ma sono gli organi elettivi e il funzionamento praticamente della parte più di rappresentanza, chiamiamola. Diamo la prossima telefonata, buongiorno. Buongiorno Franco, posso dire? Buongiorno. Mi meraviglia il fatto che non avete la notizia, perché è 4 puntuale, no? Perché è molto importante. Ieri che è tornato a andare a casa Trump, gli ha detto che voglio Castelli e Miramar, se no metti 1000% la tassa sulla IOTA. Però via questo, allora il fatto è che le province, a me mi pare il fatto scandaloso, perché se va avanti a essere, come si può dire, devo sempre l'esempio negativo su quel che riguarda la politica. La gente non vuole le province sono una fotocopia di quel che riguarda le responsabilità che devi dare altre istituzioni. Diciamo che l'unica roba che va bene in questo paese è che non troveremo mai un po' di disoccupato. Grazie e buona giornata. Dice che, se tornano le politiche, se tornano le province è un ulteriore esempio del fatto che in Italia non ci saranno mai politici disoccupati. Ok, avevo perso questo passaggio, non avevo capito bene. Diciamo che secondo me il tema può essere questo, che una difficoltà, come dicevo prima, delle amministrazioni comunali
c'è ed è riconosciuta, nel senso che ci vorrebbe magari più investimento. Non è mai detto che l'inserimento di un altro ente che era stato superato fosse la chiave di lettura e di risoluzione del problema. Magari un investimento maggiore su realtà esistenti, come per esempio le amministrazioni comunali, che normalmente credo che anche nel gradimento, adesso a prescindere di chi governa e in quale momento, ma nel gradimento generale degli italiani credo che l'amministrazione più gradita, che probabilmente è quella più vicina, è l'amministrazione comunale, nel senso che si sente una presenza maggiore, quindi anche si sente la capacità di incidere. Se uno aumentasse, diciamo, le risorse, avesse previsto aumentare le risorse e magari competenze per l'amministrazione più vicina dal punto di vista territoriale, piuttosto di magari inserire ancora un altro ente che era stato superato, probabilmente sarebbe stata, diciamo, una soluzione migliore. Però a oggi, diciamo, il dibattito parla di un reinserimento delle province che di fatto è effettivo. È ovvio che anche chi non era d'accordo, diciamo, con questa prospettiva è portato a cercare di come condividere gli elementi che permettano di renderla più effettiva possibile e migliore. Allora, adesso poi, un costipatore è anche il compattatore, è la stessa cosa, però si parla di costipatori anche per quanto riguarda i veicoli per la raccolta dei rifiuti. Quindi, insomma, ormai, ma sapevo che poi ai nostri telespettatori... È diventata una tua una passione. Perché si vede che ho l'età, si vede che sto invecchiando e quindi mi fisso sulle cose. Andiamo in pubblicità perché poi c'è una segnalazione molto, molto particolare da sottoporre non solo a Bressa ma un po' a chi di dovere. Allora, rientriamo in studio, c'è una segnalazione che adesso ho perso, ma ecco, te pareva, vorrei recuperarla pulito, come si dice. Praticamente questa signora, adesso non la... eccola, abbiate pazienza. Niente da fare. Non c'è fretta, nel senso, se vuoi... No, comunque questa signora diceva di introdurre in una fermata della Trieste Trasporti gli orari di passaggio degli autobus, perché purtroppo non tutte le fermate di Trieste Trasporti hanno questa possibilità. Delle volte magari qualche idiota le avrà anche tolte per divertirsi, eccetera, però non c'è in tutte, e la signora chiedeva che venisse... Però quelle tradizionali, quindi dice proprio non i display, perché ci sono i display del tempo di attesa. Penso che basterebbe loro avere... Invece display di tempo di attesa ce ne sono alcuni non funzionanti, per esempio quello di fronte all'Excelsior da tantissimo tempo, perché era ancora penso da G8 istruzione. Non funzionante, avevo anche segnalato, in verità è ancora così, a quanto mi risulta. Poi è vero che ci sono anche quelli, no? I display che invece indicano quanti minuti di attesa restano per ogni linea, nel senso in tempo reale, che è una cosa invece differente. Rileggo perché ho recuperato, rimettere la tabella con i tempi di attesa, allora l'ho dato io, in entrambi i lati alle fermate di Piazza Perugino. Okay. Si vede che non c'è. Fuori, diciamo, dal territorio della quarta, però sì, ovviamente il problema è reale. Poi casomai quello cos'è in quinta, poi lo dico anche a Cecco, sì. E quindi così. Okay. Allora, nuovamente province, per salvare la faccia di questo tira e molla, almeno fare Trieste città metropolitana, dice il signor Gino, e poi c'è l'altro argomento di cui ci siamo occupati ieri proprio durante Sveglia Trieste, e cioè ancora le questioni che riguardano l'immigrazione. Ieri il pakistano che Tele4 ha intervistato, scrive questo telespettatore,
ha snocciolato il passaggio in quasi tutti i paesi europei, poi era in carcere in Polonia, infine in Italia, è venuto a Trieste. Primo dal Pakistan nessun paese li prende più, poi causa primo approdo a Lampedusa, tutti i paesi ce li rimandano. Questo dovrebbe essere rispedito come tutti quelli che entrano dalla Slovenia, visto che ora c'è la Croazia, la prima dell'Unione Europea. I migranti sono galline delle uova d'oro per ONG, ONLUS, COP, politici, eccetera. No, quello non so, nel senso sulla seconda parte sicuramente no, nel senso che credo che in verità sia proprio l'impegno di alcune ONLUS a fare emergere anche meno il problema, nel senso che la criticità, se non ci fosse neanche la gestione da parte di ONLUS, credo che sarebbe molto più elevata. Il problema che adesso patisce, secondo me, il cittadino triestino è ovviamente la mancata gestione anche del problema. Poi di fatto cos'è? Si arriva magari a situazioni più drastiche che ci stanno per l'emergenza. Dico, è ovvio che quando ci sono tante persone come era adesso, perché i giornali mi pare che parlano comunque di un 200 persone, 100 spostate, 150, sì. E comunque diciamo ne sono restate, dicono, altrettante, poi è un po' da vedere, nel senso che ovviamente adesso i numeri non li ho, facciamo però conto di questo, che più o meno sia su queste entità. È ovvio che si arriva ovviamente a fare delle formule più incisive, che può essere lo sgombero di Porto Vecchio, cosa che era successa, se non sbaglio, ricordo anche le cronache, a fine dicembre dello scorso anno c'era stata un'altra operazione di pari livello. Se invece ci fossero anche dei trasferimenti più regolari, ci fosse anche qualche soluzione di accoglienza che era stata prospettata, e penso sempre, perché l'ha detto l'amministrazione non io, al raddoppio per esempio dell'ex campo scout, dei posti, no? Che era previsto già era stata annunciata quando è stato fatto lo sgombero del Silos. Ho controllato oggi perché mi sembrava strano che fosse passato così tanto tempo. 21 giugno 2024, parliamo 2024, l'amministrazione ha detto che avrebbe raddoppiato i posti dell'ex campo scout, quindi c'era, diciamo, una soluzione di gestione del problema dei migranti, comunque aumentando la capienza, riconoscendo che quindi ci voleva una soluzione più strutturale. Poi ovvio che se non viene messa in campo, oggi siamo al 23 gennaio dopo, per dire, 2026, dal 21 giugno 2024 non si fa nulla, è ovvio che alla fine poi si presenta un problema che può sembrare più emergenziale di quanto realmente lo sia, e si arriva a fare degli interventi a favore di Camera che probabilmente servono anche all'amministrazione per dare la parvenza di aver fatto qualcosa, ma in verità è il nulla che hanno fatto che origina questo tipo di interventi. Il nulla che hanno fatto è l'annuncio del 21 giugno 2024 a cui non è seguito nulla, e credo che siamo ancora all'impianto di fognature da sistemare all'ex campo scout, che era il motivo per cui non si può aumentare la capienza. Poi dico, la bravura magari nel saperla raccontare, far finta che sia alla fine un'emergenza apocalittica, probabilmente può darsi che riescano anche a riuscire a essere così bravi a raccontare questo, ma diciamo che sta amministrando chi ha sempre fatto campagna elettorale dicendo di avere le capacità e le competenze di risolvere il problema delle migranti, e mi sembra che la situazione sia peggiorata. Anche un fatto di cronaca, per esempio nazionale, pensavo, l'accoltellamento che è successo del capotreno era una persona che, lo dice comunque, lo dicevano anche tutti i TG, doveva essere allontanata, per esempio. Sì. E qua si parla anche di rimpatri, perché poi tornano anche oggi sui giornali. Chi amministra, dico, dal nazionale al comunale, amministra chi ha sempre detto che queste cose le avrebbe fatte. Abbiamo gente che sta sul territorio, alla fine senza averne titolo, ma doveva essere pure rimpatriata, e riesce a compiere anche attività delittuose. Direi che la politica, se seria, a un certo punto, dopo aver seminato e aver promesso di essere capace di risolvere i problemi, li deve risolvere. Se no, se deve ogni volta far finta che il problema sia originato da qualcun altro, credo che a lungo andare la gente si accorga, nel senso. Perché dopo arriva il punto che come risultato amministrativo puoi solo vantare l'istituzione delle province. Però alla fine è quello, da risolvere i problemi della migrazione, poi quello che vanti come nel palmarès delle conquiste politiche amministrative è il ripristino delle province. Allora, ho creato un mostro, nel senso che una telespettatrice ci segnala, proprio l'avevo visto prima fra l'altro sul Piccolo,
questa immagine storica, siamo a Muggia, dove c'è appunto una macchina per appiattire l'asfalto, insomma, questo c'è un subdibattito praticamente sui compattatori. Questa è roba di... non so se questo... No, questa è bella però, bisogna dire perché c'è una mostra proprio, qui siamo a Muggia, c'è una mostra... Ed è una cosa interessante come si creano i filoni di dibattito, anche i subfiloni di dibattito all'interno di Sveglia Trieste, quindi oggi c'è questo filo sui compattatori. Poi c'è anche un signor Gino che qua questo è per un costipato, non per un costipatore, perché dice bere molta acqua e aumentare l'apporto di fibre, frutta, verdura e cereali integrali. Invece ecco, allora, posso chiedere, qui un altro argomento, se le circoscrizioni possono creare, o forse l'hanno già fatto, un elenco di persone o nuclei familiari fragili presenti sul territorio di competenza. Per fragili intendo cittadini anziani soli che rimangono in balia dei truffatori di ogni genere. Questo elenco potrebbe far instaurare una rete di aiuto, sostegno e prevenzione. Posso dire solo le due cose che mi vengono a mente a tema di esperienza personale. Da un lato, però anni fa, in verità quando ero ancora presidente, era capitato, si riusciva a fare, ma era diverso ancora il modo di funzionamento di alcune cose della gestione delle spese delle circoscrizioni, però ci appoggiavamo ovviamente alla parte dell'assistenza sociale del comune per fare delle borse per le persone meno abbienti, praticamente, soprattutto in occasione del Natale. Quindi era una forma di sostegno di questo tipo, ma siccome i dati anche delle persone che hanno difficoltà sono soggetti a una certa privacy, quello che facevamo era semplicemente dare una contribuzione e avvalerci delle competenze dei servizi assistenziali del comune. E poi l'altra cosa invece dicevamo sempre sul discorso delle truffe, perché cita, invece sul discorso delle truffe ci sono stati degli incontri ovviamente organizzati con le forze dell'ordine anche in sede di circoscrizione, quindi ci siamo fatti promotori di quello. È vero che agli incontri vengono le persone che vengono di loro spontanea volontà, quindi si è cercato di andare nei luoghi dove è più facile intercettare le persone anche anziane, e quindi cercare di fare sensibilizzazione. Però ovviamente sempre la difficoltà di non riuscire ad arrivare in maniera pervasiva. Ci sono delle campagne di comunicazione, quello si vede anche probabilmente sugli organi di stampa, poi bisogna capire quanto ovviamente si riesce poi a entrare in contatto con tutte le persone che possono averne bisogno. Allora, approfittare del ripristino delle province per creare 2 province a statuto speciale come in Trentino Alto Adige. La nostra è una regione troppo piccola per 4 province, io farei una provincia dell'Isontino e Venezia Giulia e poi una della Carnia e del Friuli, e costerebbe anche meno. Sì, è che credo tutte idee molto, come si può dire, molto più anche competenti di quello che viene prospettato. Il problema è che credo non ci saranno i tempi e si va verso quello che si è abbandonato, no? E fa un po' specie che probabilmente da quando è stato promesso all'inizio mandato regionale il ripristino delle province è entrato, diciamo, nel programma dell'amministrazione, probabilmente c'era tempo per fare ragionamenti magari anche differenti, no? Anche quelli che fanno i telespettatori oggi, nel senso... per dar dignità anche le province nella nostra regione, considerando che magari non da tutte le parti, anche per esempio nel caso di Trieste quasi coincide col comune, cioè ripensare l'estensione delle province, comunque fare un ragionamento di scala superiore. Però questo non c'è e credo che siccome si va ormai verso le consultazioni amministrative, verrà anche inglobata la consultazione delle provinciali, alla fine si avranno degli enti che saranno la fotocopia di quelli che sono stati superati tempo addietro. Sentiamo la telefonata che è in linea, buongiorno. Pronto? Buongiorno Bosazzi, sono Diego. Buongiorno signor Diego, salve. Allora, intanto una comunicazione di servizio, un aggiornamento tradotto significa robe nostre. Il portiere ha appeso i guanti al chiodo, ha abbandonato l'attività sportiva e si è dedicato ad attività artistica. Attualmente, pur essendo un perito informatico, fa il DJ. Adopera sempre le mani, insomma, per spostare i dischi. La testa e le mani, entrambe, insomma. Okay. Va bene. Detto questo, parlando di province, che io considero il ritorno delle province un autogol, e di utile potrebbe essere che nel frattempo
l'istituzione di questa nuova provincia potrà sistemare forse la situazione del ponte di Campanelle. Avranno un po' di tempo per dedicarsi almeno a quello. Tornando a essere più seri, chiederei invece al vostro ospite se in combinazione appunto con il probabile rientro alle province si potrebbe ragionare in termini pragmatici a un discorso di Trieste città metropolitana, ecco, che potrebbe sicuramente risolvere un sacco di problemi e potrebbe essere fonte di discussione proprio prima del rientro alla provincia. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio e vi auguro la solita buona giornata. Grazie, allora a questo punto saluti al DJ. Questa è roba nostra con sì, con ho capito che c'è un altro piano di comunicazione, allora c'è tutto il filone, il filone di come si chiama? Costipatori. Abbiamo invece questo filone più personale. Comunque sulle province, giustamente, come diceva Diego, se non sbaglio, ci vorrebbe un ragionamento differente. Quello della città metropolitana, avevamo detto anche grazie all'intervento anche di altri telespettatori, era sicuramente... C'è anche un'altra domanda sulla città metropolitana. Un'opportunità da prendere in considerazione, e credo che come centrosinistra la riflessione andrà fatta, o perlomeno la faremo. Il problema è che chi amministra adesso ha l'interesse di fare celermente qualcosa, credo, come si diceva, perché c'è una consultazione elettorale e verrà comunque fatta anche a livello provinciale, e non vedo dei tempi per poter fare un ragionamento più organico. E dispiace perché, come si ricordava poco tempo fa, nel senso che stavano dicendo anche prima, è dall'inizio del mandato regionale che c'è la volontà di ristituire le province, e poteva essere fatto anche pensando di cambiare un po' l'architettura, no? Amministrativa, sia a livello, come diceva qualcuno, di estensione, ma anche magari la possibilità, per quanto riguarda invece Trieste, che è una realtà peculiare rispetto al resto della regione, di istituire una città metropolitana che permetterebbe, anche come si diceva poc'anzi, anche di avere ovviamente linee di finanziamento dedicate anche dal punto di vista comunitario. Abbiamo la telefonata che è in linea. Buongiorno. Buongiorno, sono Silvia. Buongiorno, quotidiano. Chiamato prima del solito. Sì, mi sono alzata un po' prima oggi. Ho capito. No, perché volevo vedere l'ospite. Ok. Allora, io volevo capire questo, no? I vertici dal governo in giù ci elencano e ci sciorinano davanti cifre di soldi. Allora, abbiamo messo questo, abbiamo messo tot, abbiamo messo l'altro, però non si sa dove li hanno messi. Io vorrei capire come fa a funzionare una sicurezza, un servizio di sicurezza, se non assumono personale. Ma ci vanno loro in strada? Non ho capito bene, non ho visto consiglieri che vadano in giro a fare la guardia alle strade. Cioè, se non assumono, è la gente, è il personale che fa andare avanti una nazione, i maestri, i professori, i carabinieri, cioè voglio dire, anche hanno chiuso degli uffici comunali, parecchi, anche centri civici eccetera, e adesso aprono le province. Cioè è una cosa che fa urlare di rabbia, ma credetemi, perché questi soldi dove li vanno a prendere? Perché non fanno i concorsi per le scuole di polizia? Perché non fanno, appunto, la sicurezza è fatta da quello. La sanità, abbiamo messo tot miliardi, dove li avete messi? Che la sanità è bloccata completamente, solo in privato si riesce ad avere una visita. E allora la gente, non si fa queste domande, al di là dell'idea politica. Io me le faccio queste domande, mi viene voglia di dire dove li avete messi questi soldi? Cosa ne trarremo noi cittadini da questi vostri soldi? Ecco, queste domande mi piacerebbe che qualcuno, e per esempio un'altra cosa volevo dire, per la città metropolitana io vi consiglio umilmente di invitare Umberto Drossi Fortuna, che lui era uno era che da noi, caldeggiava credo, molto. Penso fosse da noi una decina di giorni fa, se non mi sbaglio. Sì, infatti, ma adesso mi è venuto in mente che lui era adesso uno torna proprio... anche torna di attualità anche quella proposta, effettivamente, sì. E se lui la spiegasse magari in maniera molto chiara, che lui è molto bravo,
sarebbe utile anche, no? Per capire, Certo. visto che siamo noi cittadini i proprietari della città e di tutto. Ecco, io vi ringrazio di esserci, almeno voi, e vi saluto. Grazie signora, buona giornata. Buona giornata. Sì, c'è sicuramente un tema dell'investimento sulle persone, in generale probabilmente, che parte dalla sicurezza, e credo che comunque è anche un vulnus della retorica delle destre, proprio il fatto di aver promesso sicurezza e poi di non aver fatto neanche un investimento sul personale, perché le lamentele arrivano anche dai sindacati di polizia, quindi da quel punto di vista diciamo non c'è stato un investimento. Il reale presidio del territorio si fa non tanto diciamo implementando che strumenti nei quali si investe o comunque si fa comunicazione, si dimostrano grandi investimenti come telecamere, videosorveglianza, che servono, perché serviranno non sicuramente ma si fa col presidio del territorio, cioè con la presenza fisica che invece manca, perché di fatto le telecamere molto spesso sono uno strumento di deterrenza o servono poi per ricostruire dinamiche e quindi perseguire chi fa un crimine, però non presidiano il territorio, nel senso non c'è una presenza reale, che lo fanno le persone, sono quelle che servono. Ed è un investimento sul personale che riguarda più livelli, poi aveva citato anche la signora Silvia, se non sbaglio, ha citato comunque anche l'educazione e torna all'attualità, per esempio l'educazione, con quello che sta succedendo a livello comunale che riguarda la gestione di 3 asili. Sappiamo che in Comune di Trieste abbiamo gli asili comunque di gestione comunale, con quindi il personale assunto direttamente dall'amministrazione, e adesso si sta andando verso comunque delle graduatorie in 3 realtà asili comunali, quelli di Roiano, e 2 che verranno aperti a San Giovanni, con graduatorie che saranno pubbliche, sì, gestite dal comune, ma il personale praticamente con contratto di cooperativa e quindi assunto da privati. E si va verso anche là quella che sembra comunque un modello, un cambio di modello, no? Da una realtà che era pubblica e considerata eccellenza a livello di educazione a Trieste, si passa invece a un modello dove entra il privato e si riducono anche là le tutele e anche la retribuzione contrattuale del personale, perché ovviamente dal contratto funzione pubblica del comune a un contratto di cooperativa c'è un differenziale che rende più precaria la vita delle persone, e questo si ripercuote poi anche nel servizio, perché ovviamente chi è più precario magari tende a cercare opportunità di lavoro anche migliori e si può creare quella che è una discontinuità educativa, un turnover del personale. E sono cose che purtroppo rientrano nel mancato investimento del pubblico anche proprio sul fattore umano. E sulla sanità credo che tutti abbiano l'esperienza, che è stata citata sempre dalla telespettatrice, di richieste di prestazioni sanitarie, e vedono le liste che si stanno creando, che sono dovute anche là probabilmente a un mancato investimento. Telefonata, buongiorno. Sì, pronto? Sì, pronto? Buongiorno, sono in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno Bosazzi, a lei la redazione, al gentile ospite e a tutti i telespettatori di Tele4. Buongiorno. Io volevo proporre una riflessione da semplice uomo della strada, no? Allora, stiamo assistendo ultimamente a un rimaneggiamento della Costituzione, con varie scuse ecologiche, tutto quello che volete, però perdiamo di vista che ad esempio gli Stati Uniti hanno una Costituzione vecchia di oltre 200 anni e neanche si sognano di toccarla, perché il meccanismo, diciamo, è un meccanismo che va bene. Qua, rimaneggiandola, vediamo che a livello pratico sta creando, diciamo, solo che confusione e basta. Io credo che il discorso di rimettere di nuovo le province sia un'idea buona, per un semplice motivo, perché un po' indirettamente si ritorna, diciamo, ai dettami costituzionali. Diciamo, il fatto che sia stata abrogata, possiamo anche vederla un errore, diciamo, da parte della classe politica, come quella della desmanializzazione del Porto Franco Vecchio, e quello è stato un errore grandioso. Sono 10 anni che ci riempiono a fin dei conti di parole, e alla fine il 39% della popolazione è in stato di povertà. E un'altra cosa che volevo anche così richiamare l'attenzione sul fatto che, ad esempio, si parla tanto sì di modernismo, tutti quegli impianti giuridici, tecnologici, eccetera, eccetera, ma non si costruiscono più scuole, semplicemente si mettono dei rappezzi qua e là
e si manda avanti ormai una baracca di nome Italia, sgangherata, che vuole essere, come diceva un economista, l'Italia ha tutte le caratteristiche per essere un paese sviluppato, ma i soldi li spendono male. Grazie, buongiorno. Prego. Alcuni spunti, ma ripartiamo dalla fine, nel senso che è vero che Trieste il patrimonio, per esempio, anche scolastico è piuttosto vetusto, quindi ci sono anche difficoltà probabilmente di manutenzione e gestione. Poi abbiamo delle situazioni dove in verità anche i cantieri vengono fatti, penso per esempio al cantiere per stare in quarta della Sauro Spaccini, e poi invece sono i tempi, la gestione, cioè degli appalti difficoltosa, nel senso che magari viene promessa una chiusura del cantiere entro certi termini e poi non si verifica, e ancora oggi credo che avesse chiesto anche la nostra consigliera in comune Pucci delle delucidazioni sulla chiusura del cantiere, e non è chiaro ancora oggi quando si riesce a completare il lavoro, e quindi ci sono queste difficoltà sicuramente che esistono. Sul discorso delle regole, di come in altri stati siano più stabili, ma in Italia ci sia una tendenza a riformare, probabilmente è vero, ma io lo vedo più semplicemente, la cosa che a me fa più impressione delle regole della politica è per esempio l'ossessione italiana o l'instabilità estrema dei sistemi elettorali. Nel senso che in tutti gli altri paesi, bene o male, c'è un sistema elettorale che è stabile negli anni, non c'è una volontà di riformarlo in maniera così drastica ogni volta che qualcuno si affaccia sul palcoscenico politico. Invece in Italia anche adesso stiamo sentendo che c'è ancora un dibattito per cambiare per non so quante volte la legge elettorale. Come gli esami di maturità. Sì, e sono le regole del gioco, nel senso che poi è ovvio che qualsiasi legge elettorale avrà i suoi pregi e i suoi difetti, ma se noi ci guardiamo attorno, e io l'ho fatto anche per una questione di ricerca un periodo, si guarda attorno, negli altri stati c'è come si può dire, c'è un accordo sulle regole di base e riesce a resistere quell'accordo, nel senso si capiscono i pregi e i difetti, e se vengono fatti correttivi, sono correttivi minimi su un impianto che comunque a cui uno Stato è fedele e crede nell'impianto. Qua invece proprio si cambia drasticamente. Sì, è vero. Non dura mai più di 3 consultazioni elettorali, alla quarta già si cambia, sì. È come la maturità, appunto. Sì, anche quello diciamo che andava bene fin quando era provvisorio, no? Quando quello probabilmente quando hanno cercato di far diventare definitivo il provvisorio, ogni 2 per 3 cambiano. Non hanno capito che in Italia il provvisorio è definitivo. Appunto. Abbiamo ancora tempo per una telefonata, però chiedo a chi è in linea di essere molto breve, perché alle 9 dobbiamo fare il cambio d'ospite. Buongiorno. Buongiorno, sono brevissimo, ho solo bisogno di una piccola domanda. Parlavate che ogni migrante costa 100-120 euro, indifferente quanto. Questi soldi da dove vengono fuori? Grazie. Allora, adesso non so neanche io precisamente, credo che una parte comunque di contribuzione sia a livello comunitario sicuramente, nel senso che è ovvio che la gestione, anche per motivi che comunque, come sappiamo, si era parlato anche di poter riformare quello che è il regolamento di Dublino, comunque le regole diciamo dell'accoglienza, una parte sicuramente viene di contribuzione europea. Però all'origine, proprio adesso io questo non è che aggiungo di più. È ovvio che comunque se pensiamo un costo effettivo c'è della gestione, e serve anche a far fronte al fatto di evitare delle criticità, nel senso che se gestito bene il problema si presenta quando non viene gestito, perché bisogna considerare quello, e il fatto che ci siano delle risorse per gestirlo ovviamente serve a tenerlo sotto traccia e non farlo emergere in maniera impattante, nel senso che poi il cittadino si accorge del problema anche dei migranti quando alla fine ci sono situazioni come quella in Porto Vecchio, che sono situazioni che hanno un impatto sia dal punto di vista sanitario, possono avere, abbiamo un grande numero di persone che vive al di fuori di norme igieniche minime, e poi anche a livello di sicurezza, perché lo ricordava anche il primo cittadino anche negli ultimi interviste che ha fatto, c'è un problema anche di incolumità, perché queste persone, essendo in pieno inverno e non avendo diciamo, una struttura, sono là messe diciamo, all'addiaccio e comunque in ricoveri di fortuna, accendendo anche dei fuochi per riscaldarsi, possono comunque portare anche a incendi che possono anche portare problemi ad altre persone, e ci sono stati interventi del genere dei vigili del fuoco.
E poi abbiamo visto anche che c'è stato anche il caso dove una persona comunque un malore, poi in seguito a un malore comunque è morta, quindi è una situazione diciamo che assume criticità perché non è gestita e non c'ha i minimi requisiti igienici e anche di sicurezza. E quindi alcune risorse possono servire ovviamente per la gestione, perché impatta in maniera negativa la mancata gestione di questa criticità. Grazie a Luca Bressan del Partito Democratico per essere stato con noi. Adesso dopo la pubblicità ci sarà Giorgio Cecco di Civica Idea Giuliana, lui è consigliere in quinta circoscrizione. A più tardi dopo la pubblicità. Buona giornata a tutti. Entriamo in studio, è già nei nostri studi il prossimo ospite, Giorgio Cecco, consigliere circoscrizionale di Civica Idea Giuliana in quinta circoscrizione. Adesso lo microfoneremo, intanto proprio per agevolare il tutto vi rifacciamo vedere il servizio che annuncia la diretta che Tele4 trasmetterà a partire dalle 18 di questo pomeriggio sera per seguire il passaggio della fiaccola olimpica. C'è grande attesa per l'arrivo a Trieste della fiamma olimpica in vista dei giochi invernali di Milano Cortina. Quella di domani sarà sicuramente una giornata da ricordare con 42 tedofori che porteranno il fuoco sacro di Olimpia. Si partirà alle 17:44 all'altezza dell'ex comando della polizia locale di Viale Miramare, poco dopo il cavalcavia, per attraversare un po' tutta la città da Piazza Libertà sino a Corso Cavour, via Milano, via Roma, e poi si salirà sino a Piazza Garibaldi, Largo Pestalozzi, via dell'Istria, quindi attraversato Campo San Giacomo, si scenderà da via San Marco, Campi Elisi e poi via sulle rive con un tratto pedonale anche nella zona tra Piazza Ortis e via Torino. La fiamma olimpica arriverà dunque in Piazza dell'Unità d'Italia, dove l'accensione del braciere è prevista alle 19:30. Stando in discrezioni, l'accensione stessa del braciere dovrebbe essere ad opera del pongista e campione olimpico Matteo Parenzan, ma tra gli altri lungo il percorso sfileranno altri grandissimi big dello sport triestino. Tra questi Margherita Granbassi, segnalata poco dopo delle 18 in via Roma per chi volesse naturalmente vedere la stella della scherma, ma anche molti altri. Alberto Tonut, cestista campione europeo a Nantes, che riceverà la fiaccola attorno alle 19:18, 19:20 in via Torino da Martina Orzan, canottiera finalista ad Atlanta 96. Insomma, ci saranno tanti big, tra questi anche l'olimpionica di judo Veronica Toniolo, Giovanna Micol, velista del team che ha vinto la prima Coppa America femminile. Dicevamo, arrivo alle 19:30 con accensione in Piazza dell'Unità d'Italia con una serie di se e di ma. Perché? Perché sono preannunciate delle manifestazioni da parte dei cosiddetti Propal, assembramento tra le 17 e le 17:30 in Piazza della Libertà, e poi vedremo quello che succederà naturalmente in diretta su Tele4, che ha anticipato la propria diretta televisiva alle ore 18 per fornirvi, speriamo, una bella celebrazione olimpica, ma con l'incognita di possibili manifestazioni e blocchi. Allora, eccoci di ritorno, è con noi appunto Giorgio Cecco, che ringrazio per essere tornato nei nostri studi, consigliere circoscrizionale in quinta circoscrizione per Civica Idea Giuliana. Allora, parleremo poi, perché come dicevo prima Giorgio Cecco è stato anche consigliere provinciale, quindi ha, come dire... Piacerebbe anche un po' replicare. Difatti, no. Però c'è una cosa che volevo trattare, così arriviamo alla prima pubblicità senza impegnarci appunto su un discorso come quello delle province. Allora, sono due cose che riguardano gli autobus. Una è, l'abbiamo letta prima, però la rileggo in modo, perché riguarda un problema
proprio della circoscrizione, e figurarsi, eccola qua. Allora dice, se si può far mettere la tabella con i tempi di attesa dei bus in entrambi i lati alle fermate di Piazza Perugino. Questa signora aveva chiesto alla CT, avevano risposto che bisogna aspettare che si faccia la rotonda. Penso che una tabella di quelle piccole non dovrebbe dare molti problemi, e come per quanto riguarda la spesa. Su Piazza Perugino. Su Piazza Perugino. C'è una rotonda su Piazza Perugino? In programma? Dove? Sì, non credo proprio, insomma, non mi risulta. C'è rotonde, sì, poi non c'è neanche lo spazio, dove sì, si fa? No, difficile. Ma forse altri lavori io là non ho visto. Un po' strano, magari se poi la telespettatrice comunque vediamo un attimo, faremo una segnalazione attraverso la circoscrizione alla Trieste Trasporti. Invece questa è una segnalazione che un telespettatore fa dopo la notizia apparsa ieri sul Piccolo che nel corso del 2025 sono stati 23.000 le persone multate perché senza biglietto del bus. Allora, milioni di corse bus non pagate con il costo del biglietto che copre un 20% delle entrate. Sarebbe da ripensare tutto il sistema. Linee navetta, quelle principali che tagliano la città, gratuite ed agevolazioni ai residenti, abbonamento per tutti pagato nella Tari, così è un sistema colabrodo dove pagano i regolari, con la Regione che dà bonus ulteriori con le nostre tasse. Il costo dei controlli e del recupero delle multe non viene considerato. Tenere un sistema così, senza chiedersi come favorire la mobilità pubblica, senza svenarsi come costi a carico degli enti. Allora, su questo argomento, era una signora. Questo è un signore. Un signore, sfonda un po' la porta aperta con me, perché l'ho detto già altre volte. Allora, partiamo dal presupposto che noi abbiamo un trasporto pubblico fra i migliori d'Italia, e questo nessuno lo può negare. Voglio dire, se qualcuno ha un po' girato per altre città, sicuramente, sì. Tu Umberto sì, sai qual è la differenza fra la nostra città e le altre città. Questo è indubbio, quindi noi abbiamo un trasporto efficiente. Dopo è anche vero che io più volte, un po' anche provocando un po' gli amministratori dei trasporti, ma già in epoca non sospetta, visto che hai accennato che il mio ruolo in provincia, io fra l'altro ero presidente in provincia della Commissione Ambiente e Trasporto Pubblico, per cui facevamo spesso delle commissioni con i presidenti della Trieste Trasporti piuttosto che con gli amministratori delegati per le varie problematiche. E io avevo fatto una provocazione che però secondo me è un po' meno provocatoria, nel senso, ho detto biglietto gratuito per tutti, no? In realtà qual era il pensiero? Il pensiero era, noi adesso abbiamo un abbonamento annuale del bus che mi pare è intorno a 300-400 euro, poi ci sono le riduzioni, no? Sì. Se noi facciamo questo abbonamento annuo a una cifra più o meno la metà, no? 100-150 euro. Io credo che tutti i cittadini, quelli che almeno utilizzano o sono propensi ad andare in città o in giro per le città, lo prenderebbero a queste cifre. E sicuramente avremo molti più abbonamenti di adesso. Adesso l'incidenza del biglietto, più o meno giustamente, come diceva il telespettatore, forse non sarà il 20, ci avviciniamo forse più al 30, insomma, che al 20, no? Però sicuramente non ha un'incidenza del 80-90% come uno magari può pensare. Io credo che con un abbonamento ridotto, aperto a tutti, poi con alcune riduzioni, per esempio è importante, ci è stato molte volte chiesto degli studenti, perché gli studenti ovviamente utilizzano molto il mezzo pubblico e quindi con un biglietto notevolmente ridotto, secondo me, userebbero molto meno, per esempio, le due ruote. Sì. Faccio l'esempio personale, io uso molto le due ruote perché poi a conti fatti mi costa, al di là del costo iniziale del mezzo, mi costa molto meno andare sulle due ruote piuttosto che farmi un abbonamento. Sì, quindi in realtà se noi riusciamo a superare questo scoglio, avendo molti abbonamenti in più, compensiamo quello che è l'entrata. Quindi sicuramente da questo punto di vista sono d'accordo, che secondo me sarebbe un po' da rivedere il discorso tariffario, proprio perché secondo me verrebbe compensato. Si potrebbe fare un esperimento un anno, è differente. Sì. L'altra cosa che era già stata fatta negli anni passati, che mi pare che adesso non è stata ripetuta, che forse può dare comunque un segnale in questo senso,
per esempio quando ci sono i saldi estivi invernali, anni fa si usava fare l'uso gratuito del mezzo pubblico, in sinergia con i commercianti, quel giorno no? Secondo me può essere già un segnale così per capire effettivamente se cioè andare a spot in occasione di determinate... In questo weekend di saldi io faccio il biglietto gratuito così vediamo se c'è la risposta da parte della cittadinanza. E mi ricordo anni fa è stato fatto e la risposta è stata comunque positiva. Sicuramente una strada da intraprendere. Allora facciamo così, andiamo in pubblicità e poi cominciamo a parlare nuovamente delle province. Allora, abbiamo ancora, in realtà è arrivata appena adesso una mail per quel che riguarda gli autobus, perché non provare il sistema presente nelle metropolitane? La barra ti lascia passare se esibisci il biglietto. Abbiate pazienza, chiedo scusi. Sai, però come se hai cambiare un po' il sistema non è facile, no? Certo. Avere tanta gente poi che entra poi, noi abbiamo nei momenti di punta, insomma, è un po', penso che diventi abbastanza complicato, perché ci sono degli spazi, no? È un po' così. Allora, c'era ancora, lo faccio presente, visto che, come si chiama? Via Madonnina è competenza della circoscrizione numero 5. Adesso lo ritrovo. Eccolo qua, non lo ritrovo, ma comunque, insomma, a fine anno sono stati rifatti i marciapiedi di via Madonnina. È la prima volta che vedo usare un costipatore per livellare l'asfalto, abbiamo già parlato di costipatori, il marciapiede è tutto ondulato. Qualcuno ha controllato il lavoro? Allora diciamo, adesso io di recente, io passo spesso per via Madonnina, ma passando magari col mezzo non vedo il marciapiede. Fra l'altro i marciapiedi di via Madonnina sono di quegli interventi che avevamo sollecitato più volte nel corso degli anni proprio in circoscrizione, e difatti quando abbiamo visto che erano iniziati i lavori eravamo particolarmente contenti, devo dire la verità. Passerò a vedere, dopo nel caso una segnalazione la facciamo, capire perché di questo tipo di... Tanto abbiamo scoperto cos'è il costipatore. Questo è un po' strano, appunto, usandolo è un po' strano che poi sia venuto tutto... Allora diciamo è anche vero questo, che rispetto a una volta, anche per quanto riguarda l'utilizzo di alcuni materiali come appunto l'asfalto, queste cose qua, è cambiata un po' la normativa e si usano anche dal punto di vista ecologico dei materiali diversi che sicuramente non hanno né la durata né l'impatto che avevano quelli. Cioè, se voi andate a vedere, ci sono, per carità, non abbiamo tanti marciapiedi da fare, ma ci sono marciapiedi che magari sono stati fatti 30-40 anni fa che sono quasi integri, altri fatti magari 5 anni fa che sono già completamente logori. Quindi questo dipende un po' molto dal materiale, come tutte le cose oggi. È come anche prendere un libro, con l'idea che anche si la usa... macchina una volta, voglio dire, io faccio un esempio, avendo fatto impresa impiantistica per tanti anni, così magari per capire, no? Negli anni passati per le tubazioni dell'acqua e del gas si usavano i tubi in acciaio, no? Ovviamente, con un determinato faccio il gas che è più semplice perché è una normativa un po' più importante, con un certo spessore, no? E si comprava a chilo, tu compravi il tubo a chilo. Adesso lo compri invece a verga, a metro. Qual è la differenza? Che prima lo pagavi a chilo, adesso lo paghi, e quindi il produttore mette meno spessore possibile perché tu lo paghi a metro e non a chilo. E mettendo meno spessore ovviamente la durata è inferiore. L'importante è stare nel limite della normativa. Quindi è cambiato un po' il mondo. È cambiato un po'. Basta prendere un libro, le pagine si ingialliscono con una rapidità notevole, laddove magari puoi avere libri acquistati 40 anni fa e le pagine sono ancora bianche senza problemi. C'è una telefonata. Pagine bianche, telefonata, quindi... Buongiorno.
Pronto? Prego. Buongiorno. Buongiorno, sono Codic, Buongiorno. assessore regionale alla salute. Buongiorno, assessore. Io mi volevo complimentare per l'esaustività con la quale il suo ospite risponde alle domande, però vorrei gentilmente fare due riflessioni sulla trasmissione di Ring ieri sera dove si è parlato di metal detector. Allora, la prima è questa. Quasi tutti i ragazzi hanno il piercing che farebbero scattare il metal detector, per cui insomma penso che questo metal detector suonerebbe troppo spesso. La seconda domanda è: come mai il centro-sinistra quando si parla di Venezuela è contro Trump e quando si parla di Iran è con Trump? Due domande, grazie. Le lascio, ovviamente non credo che il suo gradito ospite abbia la possibilità di rispondermi, non le lascio perché questa è la finestra con la quale voi permettete ai cittadini di entrare direttamente nel vostro dibattito redazionale. Non ho capito solo se è ancora in linea la seconda parte della domanda, cioè allora, come mai c'erano tre del centro-sinistra ieri sera alla trasmissione Ring. Allora, come mai il centro-sinistra quando si parla di Venezuela, di Maduro, è contro Trump? E come mai quando si parla di Iran è con Trump? Punto interrogativo. O l'una o l'altra, o si è sempre con Trump o non lo si è. Ok, beh, si è dato anche la risposta da solo per certi aspetti, insomma, comunque grazie della... No, la questione del piercing si riferisce... Sì, ha sollevato un problema che esiste, allora diciamo che ci sono i pro e i contro ovviamente in questo utilizzo di questi mezzi. Io, siccome sono per carattere ottimista, io mi auguro che non si arrivi a mettere i metodi a scuola, che si usi magari dei metodi diversi, intanto ovviamente preventivi nei riguardi della nostra gioventù. Ovviamente io l'ho detto più volte, ci sono dei metodi sicuramente per intervenire nelle scuole per quanto riguarda l'educazione civica soprattutto, eccetera, eccetera. Molto dipende dalle famiglie però, perché ovviamente le famiglie danno un indirizzo già ai primi anni. Mi ricordo mi pare i gesuiti dicevano datemi i bambini i primi anni, poi dopo li potete fare quello che volete, perché sono i primi anni quelli che effettivamente danno. Al di là che, a parte che oggi sono molti bambini, ho il mio esempio personale che sono diventato nonno da qualche anno, che vanno agli asili nido, per cui insomma magari già da piccoli entrano in un sistema di formazione, diciamo, tra virgolette, pubblico. Però credo che io non vorrei arrivare a mettere i metal detector nelle scuole. Sarebbe mi auguro di no, mi auguro che si riesca a trovare altri sistemi. È chiaro che, l'ho detto più volte, non salveremo tutti i nostri giovani, è impossibile, però cerchiamo di fare più possibile. Io ho due esempi, ma l'ho fatti più volte, ma li ripeto così magari no. Io ho avuto due esperienze. Una dal punto di vista sportivo, quando ero alcuni anni fa dirigente del Rugby Trieste, che è uno sport duro di contatto, però che ha delle regole di base molto forti, di rispetto anche dell'avversario, e molti ragazzi che diciamo erano un po' esuberanti o avevano anche delle difficoltà, magari nate proprio in famiglia, poi sono stati indirizzati in un mondo che è quello sportivo, che è anche scuola di vita, che effettivamente li hanno formati anche dal punto di vista caratteriale. Quindi fare ai ragazzi attività extrascolastiche come quelle sportive già secondo me è un segnale importante, perché non te li ritrovi in strada. Sì. Chiaramente abbiamo fatto un discorso più volte questo, non tutti hanno la possibilità di entrare in una squadra, uno perché non tutti sono campioni, non tutti siamo campioni nello sport, e anche perché ha dei costi. Allora sicuramente dobbiamo continuare a lavorare sull'abbattimento dei costi per le famiglie, per far andare i giovani, che è un po' il discorso che si faceva anche prima. Sì, ma adesso questo non magari perché sono di parte, ma io mi ricordo che ora consigliere regionale, ma ex assessore Grilli,
aveva fatto una convenzione con le associazioni sportive affinché ci fosse un finanziamento da parte del comune perché le associazioni sportive prendessero in carico questi ragazzi a titolo quasi gratuito o comunque con costi limitati. Questa è una cosa. L'altra, per esempio, su quanto riguarda poi l'inserimento nell'ambito lavorativo, noi avevamo, io ho fatto 30 anni di impresa, avevamo fatto una convenzione con il Tribunale dei minori e noi prendevamo con la borsa lavoro in carico alcuni ragazzi mediamente sull'età 16-17 anni che magari avevano fatto piccoli atti di delinquenza, magari rubando qualcosa al supermercato piuttosto che la baruffa allo stadio, e che non avevano un supporto familiare e non studiavano, non lavoravano, li prendevamo in carico, io li davo a magari gli operai, quelli vecchi tosti di una volta, e li formavano al mestiere. E devo dire la verità, parecchi li abbiamo tolti da quello che è il giro di strada non buono. Sentiamo la telefonata che è in linea. Buongiorno. Buongiorno, scusi, ho fatto l'ultimo intervento con l'ospite prima, la mia domanda era molto specifica quando chiedevo chi paga. Le spiego, ieri il nostro signor sindaco, ieri il nostro signor sindaco ha detto alla vostra trasmissione, alla vostra intervista, a noi abbiamo dato 44 miliardi, ve lo dico in lire, per questi migranti. Allora, noi cosa vuol dire? Il vostro ospite di prima mi ha detto che noi sarebbe l'Europa. Ecco, allora non è che li ha dati lui si è spacciato come se il comune di Trieste li avesse dati. Noi abbiamo dato, poteva dire l'Europa ha dato, invece però i meriti si prendono sempre in prima persona. E con questo abbiamo capito che i soldi, quelli che fanno incavolare tutti perché costano 120 euro, non sono soldi nostri, nel senso di noi triestini, di noi italiani, ma di noi nel senso di cittadini di una grande Europa. Ecco, questa è la prima roba per cui la spesa è divisa con tutta l'Europa. Seconda roba, sul metal detector, mi permetto di comunicare che il metal detector non rileva i coltelli in ceramica. La risposta che avevo già, quando avevo chiesto questo e avevo detto, un telespettatore ha risposto con una mail dicendo sì, ma il coltello in ceramica ha dentro una molla metallica che viene segnalata. Non è vero affatto, perché se il coltello in ceramica è a scatto, allora può esserci una molla, e non è necessario che sia una molla, potrebbe essere un elastico che non viene rilevato, se no esistono i coltelli come erano i temperini quando eravamo ragazzini, bambini noi, che si aprono con le dita. Questi non hanno nessuna molla, sono invisibili al metal detector. Ecco, e poi c'è ancora un altro ragionamento da fare, è impensabile, sapete quanto costa uno dei metal detector che si sono negli aeroporti? Moltiplicate a prezzi incredibili, moltiplicatelo per tutte le scuole di tutta Italia, per tutte le classi, vedrete, vengono fuori miliardi di euro. Sì, ne abbiamo già. E adesso un'altra, secondo voi chi, se prendiamo un metal detector di quelli portatili che ha la polizia, chi fa il lavoro di controllare? Il bidello? No, sicuramente ne abbiamo parlato proprio ieri anche durante Sveglia Trieste. Sì. Scusi, non c'ero? No, non può seguire. Però è un tema, per dire proprio che è un tema su cui ci si interroga, perché sono appunto costi e poi dopo apriremmo un discorso lunghissimo, perché se appunto si decidesse di procedere con i metal detector, quelli diciamo portatili, cioè non mi viene in mente un altro termine, dovrebbe essere i bidelli che perquisiscono i maschi e le bidelle che perquisiscono le femmine, perché insomma è anche vero che si verrebbe a creare veramente difficile gestione. Sì, una gestione complessa. E soprattutto noi abbiamo bisogno di fare, non di far finta di fare. Questo è un altro discorso. Il discorso che però capisco. E comunque noi abbiamo speso 44 miliardi di lire, ecco, ci fa capire ancora un'altra volta come sono le cose. Grazie, buongiorno. Buona giornata a lei. Io direi se rispondo su questo. Può farlo dopo la pubblicità, così possiamo stare tranquilli con l'orario della pubblicità. Dopo la pubblicità la risposta di Giorgio Cecco a questo telespettatore.
Eravamo in debito di una risposta al telespettatore precedente per quanto riguarda più di un problema. No, diciamo sul metal detector abbiamo già detto, quindi non rientro. Invece sul discorso dei soldi per la gestione dei migranti, sì, anche io rispondo al telespettatore, ma i soldi all'Europa chi li dà? Li diamo sempre noi, voglio dire, no? Allora il fatto che il sindaco abbia detto abbiamo speso, è vero, l'ha speso perché comunque i soldi arrivano al comune, ma arrivano da soldi che tutti noi cittadini diamo all'Europa, quindi di fatto sono sempre soldi dei cittadini. Poi per quanto riguarda adesso, devo dire la verità, io ho fatto una ricerca molto così alla pacianca, come si dice, nel senso che ho guardato su questi motori di ricerca. Allora, i migranti vengono pagati dallo Stato con un aiuto parziale dell'Unione Europea. Questo in estrema sintesi. Nelle percentuali non lo so, sì, non conosco il meccanismo. In estrema sintesi. Noi sicuramente nel settore. Sulla migrazione abbiamo parlato più volte, mi sono anche espresso pubblicamente, qua noi non possiamo lasciare questa situazione che è vergognosa da un punto di vista umanitario, ma anche poi per quanto riguarda tutta la parte sociale e sicurezza della città. Insomma, noi effettivamente allora c'è la necessità di avere un sito dove ospitare, questo è chiaro. Premetto, non mi entusiasma via Gioia assolutamente, non è la posizione, l'abbiamo detto più volte anche come Idea Giuliana, fra l'altro anche lo stesso Grilli si è espresso da questo punto di vista, semmai in zona più vicina magari al confine dove questi arrivano, sicuramente per dare un primo sostegno per quanto riguarda sanitario e poi anche per identificare, perché il problema è anche questo. Diciamo che in realtà il sistema è complesso perché è un sistema che deve essere valutato in ambito neanche nazionale, ma comunque internazionale, no? Qua ci vuole assolutamente un sostegno importante della comunità europea che non sempre c'è da questo punto di vista. Io credo che quindi bisogna ragionare in termini molto più ampi. Sicuro tutto questo non può gravare sugli enti locali, sui comuni, perché come vediamo veramente è difficile, molto difficile. La rotta balcanica fra l'altro non è che nasce ieri o negli ultimi anni, ne parliamo da decine d'anni e quindi assolutamente c'è la necessità di gestire in maniera diversa, anche dal punto di vista procedurale e normativo, questo intendo dire. No? Breve vignetta di Englaro sul metal detector nelle scuole sarebbe un cervel detector, questo non soltanto nelle scuole per dire la verità. C'è una telefonata in linea, buongiorno. Buongiorno Bosazzi, buongiorno a lei buongiorno, e a Cecco e Nivea. Allora io volevo dire una cosa, intanto con i metal detector bisogna stare attenti a chi ha il pacemaker perché si può combinare dei disastri molto grossi mettendolo in funzione. E poi Cecco, visto che lei ha un referente in comune e anche in regione, io vorrei sapere una cosa, tanti anni fa penso l'ultima legislatura, saranno 4 o 5, è stata incominciata la ristrutturazione della farmacia comunale dietro il tram di Optina, quella all'angolo con via del Lavatoio. Ho sentito che si sono meravigliati perché sotto c'era dell'acqua, se si chiama via del Lavatoio non potevano trovare stelle alpine, no? Ecco, però tutti i dipendenti di quella farmacia sono stati messi nella farmacia comunale del viale 20 settembre al Camello. Allora, le farmacie comunali sono un servizio al cittadino perché danno mi scusi la ripetizione, danno dei servizi in più ai cittadini, nel senso che io per esempio lì vado a fare l'esenzione del ticket, devo fare 2 volte all'anno un'iniezione per cui loro me la procurano, se no dovrei andare a San Giovanni a prenderla e tante di queste cose. Allora io vorrei sapere come mai questa farmacia è ferma da 4 anni e come va la ristrutturazione, perché non credo che la ristrutturazione di una farmacia vada avanti 4 anni. Che intenzioni ha il comune per questa farmacia? Io penso che le intenzioni non sono proprio ottime.
a pensare male si sbaglia, però più di qualche volta ci si azzecca. Grazie. Prego. Grazie Nivea. Sì, allora mi informerò perché assolutamente non so qual è lo stato dell'arte, anche perché si tratta comunque di appunto farmacie comunali, non è una farmacia che interessa la circoscrizione dove sono io consigliere e ovviamente nemmeno la regione, quindi magari farò attraverso i nostri consiglieri comunali, proverò a informarmi qual è lo stato dell'arte e perché i lavori sono fermi. Ecco, in questo momento non me la sento di dare risposta perché effettivamente non lo so, non ho di mia competenza. Allora, vediamo un'altra telefonata, sentiamo. Vediamo sulle province. Vediamo perché sennò poi ci prendiamo comunque magari la parte finale per trattare l'argomento. Buongiorno, a chi è in linea? Pronto, buongiorno, mi sente? Sì, buongiorno. Buongiorno Bosazzi. Allora Bosazzi, se me lo permette vorrei venirle in aiuto inerente ai costi e a chi paga. Diciamo, ecco, sì, dai, ecco. Allora, premetto subito, per quanto riguarda, parliamo di contributi, l'80% lo paga l'Europa, il 20% lo paga l'Italia. Okay. Per quanto riguarda diciamo, il mantenimento degli extracomunitari, allora qua non c'è nessuna raccolta dati perché è una situazione talmente tanto complessa che hanno rinunciato, no? Però c'è un però, che il governo tedesco con la Merkel ha cercato di fare un qualcosa e le ripeto parole testuali della Merkel, ha detto allora gli immigrati in Germania come minimo ci costano 6 miliardi di euro all'anno certificati, sappiamo che costano di più, però siccome si perdono in mille rivoletti non è possibile capire il costo effettivo di ogni immigrato. Allora, le fonti sono, la Merkel è un comunicato stampa, mi sembra della Reuters, non ricordo se dell'Ansa, perché è successo molto tempo fa. Invece per quanto riguarda i costi degli immigrati, i contributi che noi riceviamo dall'Europa, che sono sempre soldi di noi, le suggerisco di se ha qualche buon contatto universitario, tipo non so, scienze politiche, materie comunitarie, eccetera, eccetera, lì sicuramente sanno perché qui a Trieste abbiamo delle buonissime facoltà in tal senso. Grazie, buongiorno. Grazie al telespettatore. Ci ha dato un po' di notizie, ringraziamo. Allora, andiamo a vedere, dai, ce la facciamo allora a andare sulla questione province. Allora, sul tavolo ci sono più argomenti di discussione, fondamentalmente sono due. Molti sostengono che, molti telespettatori, soprattutto ieri per dire la verità, sostengono che il ritorno delle province sarebbe un nuovo poltronificio e altri invece sostengono che in ogni caso, e questo è qualcosa che si sente anche all'interno del centrodestra, ieri in consiglio regionale, molti sostengono che è comunque il caso anche di non creare delle fotocopie delle province che sono state abolite. Questi sono i due filoni principali. Lei è stato consigliere io sono stato provinciale, quindi insomma un po' di anni fa, può parlarne 2001, anche 2006, cum grano salis. 2001-2006, fra l'altro sono stato il primo vicepresidente del Consiglio della provincia perché non esisteva prima e poi presiedevo la Commissione Ambiente e Lavori Pubblici e Trasporti, quindi comunque ho fatto un po' di esperienza in provincia. Allora, forse è meglio fare un po' di chiarezza, no? Perché alcune cose che anche ha detto l'ospite precedente, insomma, mi lasciano abbastanza perplesso, nel senso che, allora, innanzitutto, noi siamo l'unica regione dove non ci sono le province, no? Perché meglio chiarire alcune cose. Sì. In tutto il resto dell'Italia le province ci sono. Con la legge del Rio le province non sono più state appunto ente di primo grado, ma sono trasformate in enti di secondo grado, quindi non elettive, nel senso che vengono nominati dal sindaco dei comuni, eccetera, eccetera. All'epoca la Serracchiani, proprio in concomitanza, ha deciso invece di eliminare nel Friuli Venezia Giulia completamente le province.
Allora uno dice, boh, vabbè, abbiamo tolto un ente che magari serviva poco e che aveva dei costi elevati, e allora cosa facciamo? Facciamo 18 UTI. Allora già, voglio dire, da 4 province facciamo 18 UTI, che, voglio dire, già uno dice, ma com'è? Semplifichiamo o non semplifichiamo? Difatti questi 18 UTI non hanno mai funzionato, è stato veramente una cosa disastrosa. Poi col passare degli anni, finalmente, anche poi con l'arrivo anche di un governo diverso, si è pensato di fare un decentramento con 4 enti che sono le ormai conosciute EDR, però non sono paragonabili alle vecchie province, perché le EDR fanno, al di là del discorso elettivo, fanno esclusivamente 2 cose, l'edilizia scolastica e la viabilità, non fanno altro. Mentre volevo ricordare che le vecchie province avevano molte altre competenze, che poi sono andate in capo alla regione e che secondo me dovrebbero ritornare a un ente intermedio, perché la regione in questo momento deve occuparsi, al di là della viabilità, strade eccetera che sono date alle DR, ma per esempio di tutte le tematiche ambientali che prima erano in capo alla provincia, al trasporto pubblico locale che era in capo alla provincia, agli sportelli del lavoro che era in capo alla provincia. E queste sono soltanto alcune cose, ma ce ne sono anche molte altre. Sui costi della politica, allora diciamo che stiamo parlando di, faccio l'esempio di Trieste che è quello più semplice. Abbiamo 5 comuni, se noi ragioniamo sul numero di consiglieri comunali, solo Trieste ne ha 40, poi Muggia, Duino, eccetera, facciamo un bel numero. All'epoca i consiglieri provinciali erano 24, quindi una porzione molto ridotta, molto, non stiamo parlando di 100 persone, stiamo parlando di 24 consiglieri. Adesso noi non sappiamo cosa stanno preparando gli uffici con l'assessore Roberti, che sicuramente hanno già una base di struttura, perché se si vuole già andare in primavera attraverso il Consiglio regionale per cominciare a provare i vari iter, avrà già una base. Quindi su questo, appena avremo una base, capiremo un po' di più su quelle che sarà la struttura. È stato detto all'ospite precedente che magari avranno i dipendenti più o meno come prima. Allora, quanto ci dice l'assessore all'autonomia locale Roberti, non sarà così, perché c'è, fra l'altro, sul piccolo di oggi si ragiona su partire da più di 300 e poi arrivare a un massimo di 600 dipendenti contro i 1000 e passa di una volta, quindi sicuramente ci sarà una contrazione da questo punto di vista, ma non è che vengono fatte nuove assunzioni. Ci sarà un passaggio, al di là di quelli che nel frattempo sono andati in pensione, ma ci sarà un passaggio, un travaso tra regione e comuni, probabilmente più la regione, perché i comuni sono già di solito abbastanza hanno delle problematiche di personale. Quindi non c'è un costo da quel punto di vista. Tu ripeti, la politica ha un costo molto limitato, però quello che conta di più è dare un servizio al cittadino, perché il cittadino, secondo me, non dobbiamo fare ragionamento su quanto costa, ma quanto do servizio al cittadino, perché stiamo parlando di servizio pubblico. Oltre al fatto che la sinistra dice sempre, continuamente, che non c'è questo rapporto col cittadino, quindi non c'è la partecipazione popolare, ma più partecipazione popolare che il voto democratico. Mi sembra che anche questo sia una cosa abbastanza da tener conto, secondo me. Quindi noi da questo punto di vista siamo favorevoli, l'importante è che ci sia una gestione appunto snella e utile, ovviamente, quindi modificando quello che era l'impianto precedente, quindi non l'EDR ma con comunque competenze in più. Difatti, e qua magari potendo a concludere, io avrei visto all'epoca, quando sono state eliminate le province, invece mantenere questo ente intermedio di servizio per il cittadino, ricalibrandola a quello che è le esigenze attuali del territorio, ecco, piuttosto che andare a eliminare, anche perché per non ripetere, per tutto il resto d'Italia ce ne sono. Sì. Sentiamo la prossima telefonata, poi magari riprendiamo. Buongiorno. Sì, buongiorno. Bosaccio, buongiorno a lei e al suo ospite. Buongiorno, volevo fare una segnalazione. Purtroppo mi è successo
10 minuti fa di prendere un appuntamento per un cambio medico, perché sono senza medico, la mia dottoressa si andò in pensione, nessun megavertido né niente, ho saputo via traverse, ecco, e ho preso appuntamento nel distretto di Valmaura. Oggi siamo al 23 di gennaio e me lo gadà ringraziando il cielo per il 25 di febbraio. Ecco, è una roba vergognosa. Mi scuso di telefonarvi a voi, ma se robe che la cittadinanza deve sapere. E non solo per curare gli altri, perché siamo anche noi cittadini e che abbiamo pagato le tasse e che abbiamo pagato tutto. Ecco, e che è inutile che mi dici via email, perché potremmo essere anche vecchi e insempiai. Bosazzi, mi la ringrazio, mi scuso. Ma per carità, non c'è... Ecco, questo è uno sfogo. Grazie, buongiorno. Però signora, rimanga giusto un attimo in linea, signora, giusto per... mi pare di capire, e chiedo scusa, lei ha una certa età? Sì, okay. 70 passati. Ok. Ha un nipote, un figlio e qualche cosa? Perché io capisco quando una persona dice non riesco a utilizzare la rete, eccetera, però se si fa aiutare da qualcuno che magari per età o anche per come dire, dimestichezza è più bravo, riesce a cambiare il medico anche online. Ripeto, capisco che è una cosa, e anche a me dà fastidio, perché certe cose bisognerebbe avere la possibilità sempre di avere qualcuno che ti risponda, che ti aiuta, eccetera. Però c'è anche questa realtà. Sì, giustamente, Bosazzi, però il governo o lo Stato deve un attimino mettersi nei panni anche delle persone, perché non si può solo che andare a rompere le scatole a popoli comuni, mi scusi. No, capisco. Però ecco, c'è questa... ma serve come è stato fatto anche nei centri civici del comune, servirebbero dei facilitatori. Ecco, quello sicuramente è una segnalazione che si può fare, sicuramente. Ecco, tutto qua si può fare una segnalazione. Grazie signora, grazie signora. Io capisco, perché anche, voglio dire, anch'io quando devo sbrigare certe pratiche preferisco avere un interlocutore, eccetera, e logicamente le mie pratiche possono essere, parlare con Sky. Quelle più complicate ancora, capisco che c'è questa... Io ho avuto il problema della signora alcuni anni fa, che il mio medico appunto è andato in pensione, la procedura è la stessa, ma diciamo che con pochi passaggi via internet abbiamo risolto il problema. Capisco che le persone anziane possono avere difficoltà. Difatti secondo me, questo se l'ha già attivato appunto il comune con questi facilitatori, si potrebbe anche per quanto riguarda l'azienda sanitaria ragionare se non ci sono già. Poi io anche non riesco a capire, ma questo è un altro... io non riesco a capire, questo è un altro discorso, ma probabilmente credo che ci sarà una ragione. Anche questo procedere per appuntamenti. Allora diciamo che... In alcuni casi dovrebbe servire per sveltire, eccetera, però... Se procedendo per appuntamenti poi uno dice mi dai l'appuntamento dopo 2 mesi, sveltirai un pochettino sul momento, non lo so. Allora questa è nata, se ben ti ricordi, sotto Covid, no? Certo. Sotto Covid non si poteva cominciare a fare ste file chilometriche, quindi l'appuntamento ma diciamo che da un punto di vista funzionale dovrebbe appunto funzionare meglio, non sempre è così, Però io capisco, l'ho visto per esempio, scusami, professionalmente sugli sportelli per esempio dell'archivio comunale, no? Quando magari dovevi andare a vedere dei disegni, quando facevo ancora gestione immobiliari, quindi dovevi vedere i disegni delle case eccetera, una volta andavi in archivio, l'archivio era aperto 1 ora al giorno, cogli l'attimo,
Dopodiché invece con l'appuntamento dice, boh, io vado a quell'ora, quel giorno, so che è aperto e sono per me e vado a vedermi le cose. Da questo punto di vista, secondo me, dal punto di vista professionale è migliorato. Dal punto di vista del pubblico posso capire i problemi, perché già fissare un appuntamento via internet per una persona anziana può essere difficoltoso. Sì, la vedo un po'... Sì. Poi non potrebbe anche fare per telefono, ma vabbè, ma questo è un altro discorso. Diciamo che giustamente non tutti hanno i figli o i nipoti, purtroppo. E poi anche, diciamo la verità, non tutti hanno anche la dimestichezza di procedere con internet, eccetera, anche se non sono necessariamente anziani. Ma no, guarda, io ho, per esperienza professionale, insomma, da tanti anni, io anche tuttora ho delle persone che magari hanno 40-50 anni, che hanno qualche difficoltà, quindi relativamente giovani, sì, non è detto e altri che magari a 70 anni sono bravissimi, cioè dipende da un po' da quanto la mente insomma risponde, no? Poi non siamo tutti uguali. Abbiamo ancora una telefonata, chiedo scusa, non me ne ero accorto, per dire la verità. Buongiorno, a chi in linea? Buongiorno, sono Luigi. Prego. Buongiorno. 2 domande al suo ospite, no? Dato che si parla di province che sono state tolte, adesso si vede che fanno dietro front, fanno delle nuove province, no? Ecco. Ma mi viene di nuovo reinserita l'addizionale sulla busta paga, perché pago addizionale regione, addizionale comunale, adesso mi viene messo anche l'addizionale per la provincia, c'è sempre un rendiconto che viene messo sulla schiena dei pensionati e lavoratori. Ecco, poi un'altra roba, quei 5 miliardi dichiarati l'altro anno dalla regione, no? Dove sono andati a finire? No? Dato che c'è i lavori a Catinara per il nuovo Burlo Garofano, no? Ecco, chiedono 15 milioni, no? Perché non riescono ad andare avanti, no? Perché non darglieli e finire questo edificio nuovo del Burlo Garofano? Ecco, e poi insomma ci vuole poco per fare qualcosa, non mettere sempre i bastoni tra le ruote, va bene? Okay. Ecco, facciamo le persone sensate, va? Grazie. Sentiamo la risposta. Innanzitutto diciamo, se parlava di Catinara, non è ferma per problema economico, per altri problemi di gestione e anche per quanto riguarda la ditta che ha avuto dei problemi, quindi non entrare nel merito, ma non è un problema economico. Io non ho mai sentito di un addizionale provinciale, ma forse mi sbaglierò, insomma. Mi pare una cosa che assolutamente non sarà così. Dopo insomma, ognuno spara le sue idee, le sue considerazioni, ma insomma effettivamente non è una cosa che va assolutamente nelle tasche dei cittadini. Allora, grazie alla solerzia di qualcuno, scrive questo telespettatore, siamo l'unica regione ad aver abolito le province, questo è parte insomma di quello che... Tra l'altro poi ne discutevamo prima anche con Bressan, così ci abbiamo verso la conclusione di questa puntata, e si prospetta una primavera elettorale il prossimo anno con fuochi d'artificio, perché peraltro si rischia l'election day, si sa mai. È anche vero, poi è anche vero che sempre si è votato province e comune assieme, adesso non è che fosse io mi ricordo, da quando faccio politica, che non so, almeno 30 anni, voglio dire, c'è sempre stato Comune di Trieste, Provincia di Trieste, Muggia. Sì, si è sempre votato, si è sempre votato assieme. Ecco, si è votato assieme, quindi la variabile potrebbe essere le politiche anticipate. Potrebbero essere le politiche, sì, da capire. Ma sicuramente, noi come idea giuliana ci stiamo preparando, la nostra civica nasce lontano dalle elezioni proprio per creare tutto un sistema, anche perché non avere questa bramosia di candidature, e sta andando avanti molto bene. Proprio per questo la percentuale all'interno dei nostri aderenti di politici è molto, molto ridotta, tutte persone che magari non hanno mai fatto politica, e poi la civica ovviamente da questo punto di vista
è più semplice, più attrattiva, e quindi sicuramente l'obiettivo nostro sarà quello di presentarsi sia alle comunali che alle provinciali. Adesso vedremo nel particolare cosa come, insomma c'è ancora un po' di tempo. Noi intanto stiamo facendo formazione politica e fra l'altro approfitto per accennare a due cose che sono già state dette da qualche altro nostro componente che è venuto proprio a Sveglia Trieste. Noi adesso continueremo con i nostri incontri periodici tematici che abbiamo iniziato l'altro anno. Il prossimo sarà il giorno 30, il tema sarà la famiglia. Avremo anche degli ospiti illustri, fra cui l'assessore regionale Rosolin, ma poi che è gestito dalla nostra Margherita Canale, e poi invece in febbraio faremo un incontro che gestirò un po' io, che riguarda proprio gli enti locali. In questo caso parleremo di circoscrizioni comune, ma anche regione e provincia. E quindi inizieremo a capire come magari potrà funzionare questa macchina provinciale, che secondo me sarà e deve essere un ente intermedio assolutamente di servizio per il cittadino. Allora, io ringrazio Giorgio Cecco per essere stato con noi, consigliere in 5ª circoscrizione per Civica Idea Giuliana. Vi ricordo che stasera gli ospiti di Ring sono Luca Salvati del PD, Danilo Slocar della Lega, Riccardo La Terza di Adesso Trieste e Stefano Vatta di Fratelli d'Italia. Non c'è l'appuntamento con Trieste in diretta perché dalle 18 noi seguiremo in diretta tutto il percorso della fiaccola olimpica. Ci vediamo alle 13 per l'anteprima del telegiornale, 13:20 il telegiornale delle 13:20 e poi alle 19:30 per il telegiornale della sera. Ricordatevi ancora una volta alle 18 in diretta l'arrivo e il percorso della fiaccola olimpica. Grazie a tutti. Buona giornata, arrivederci. Buona giornata a tutti, grazie.